Buongiorno a tutti, un ben ritrovati con Sveglia Trieste, venerdì 16 di giugno. Andiamo a leggere la pagina meteo, poi vi anticipo subito, oggi saremo in compagnia dalle 8 alle 9 di Alessandra Richetti, consigliera in comune con il Movimento 5 Stelle. Dalle 9 alle 10 torna a trovarci il dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina. In queste 2 ore avremo anche collegamenti con Umberto Bosazzi, che oggi fa tappa in 2 luoghi balneari, l'Adriaco sulle rive, in Sacchetta, dalle 8 alle 9 circa. Nella seguente fascia oraria invece allo stabilimento balneare Sticco in viale Miramare, questo per dare proprio apertura alla stagione estiva e balneare a Trieste con proprio queste 2 realtà cittadine. Andiamo a leggere, come detto, il meteo. Una depressione presente sull'Europa orientale determinerà l'afflusso di correnti più fresche verso la regione che favoriranno l'instabilità pomeridiana. Oggi al mattino cielo in prevalenza sereno su tutte le zone, nel pomeriggio cielo poco nuvoloso o variabile sulla zona montana con probabili rovesci e temporali sparsi che successivamente potranno interessare anche pianure e costa. Qualche temporale localmente potrà essere anche forte, venti a regime di brezza, temperature 16-19 gradi le minime, 24-26 gradi le temperature massime. Per domani sabato 17 al mattino cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio sulla zona montana e sulla pianura cielo poco nuvoloso o variabile. Sulla zona montana nel pomeriggio e sera di domani saranno possibili rovesci o temporali sparsi che potrebbero interessare anche alcune zone della pianura. Per domani le minime previste 17-20 gradi, le massime 24-26 gradi centigradi. Sulla zona di Trieste cielo soleggiato per buona parte della giornata. Andiamo a leggere in primis il Corriere della Sera, i titoli nazionali. Con la giustizia si cambia, alta tensione, Nordio magistrati, via l'abuso d'ufficio, stretta sulle intercettazioni. Il ministro dice nessun bavaglio, l'attacco però su queste misure da parte di Elly Schlein. Poi i migranti, il naufragio in Grecia, possibili 600 morti. È stato un disastro, strage di bimbi sul barcone, il caso dei soccorsi mancati, erano tanti i bambini morti nella stiva del barcone naufragato in Grecia. Sono ancora almeno 600 i dispersi, arrestati 9 scafisti, ma è scontro sui mancati soccorsi dopo l'allarme lanciato. È definito uno dei disastri umanitari peggiori riguardo all'immigrazione sul Mediterraneo, proprio con questo numero molto alto di persone disperse e già trovate purtroppo senza vita. Il dopo Berlusconi, affrontato da Angelo Panebianco, un'altra storia politica nel suo editoriale qui a fianco nel trafilo laterale del Corriere della Sera. Nel taglio alto l'aumento dello 0,25% con la BCE che alza ancora i tassi, Lagarde niente pause ha detto, e l'Italia che perde con la Spagna in Nations League ieri, è finita 2-1 per le Furie Rosse contro gli Azzurri che anche complici di aver giocato un secondo tempo così sono stati recuperati dopo il pareggio proprio dalla Spagna nel finale, quando ormai anche era difficile recuperare il risultato. Gli altri argomenti, sempre sulla politica, il futuro del partito di Forza Italia, Tajani sarà il reggente, casa Berlusconi, Gianni Letta, il ritorno dell'ospite, sono gli articoli interni che fanno il punto sul dopo Berlusconi in casa Forza Italia. Anche la vignetta di Giannelli che guarda il testamento, io sottoscritto, leggiamo la vignetta, anzi andiamo anche a vederla magari. Io sottoscritto Berlusconi, Silvio, in piena lucidità dispongo quanto segue, lascio Forza Italia in pezzi perché ognuno possa prenderne quanto gli serve in memoria di me. Un saluto all'amico Putin e alla sinistra tutta la mia riconoscenza. Questa è la vignetta satirica di Giannelli. Gli altri argomenti con i 5 youtuber e il piccolo ucciso, il guidatore positivo alla droga, a Roma l'accusa, omicidio stradale, the borderline, le sfide folli. Cosa stiamo diventando? L'inganno dei like, scrive Walter Veltroni dopo questo fattaccio di cronaca. Il risultato positivo alla droga, infatti lo youtuber che era alla guida dell'auto che ha provocato l'incidente dove è morto un bimbo, ferite la mamma e la sorellina. Veltroni dice: se ci fermassimo tutti un momento, se riponessimo il nostro terzo braccio, il cellulare, e ci guardassimo negli occhi per chiederci semplicemente dove stiamo andando, questo scrive Veltroni a seguito proprio di questa brutta notizia di cronaca, anche perché c'è stato un decesso, un bimbo piccolo
che a causa di questo incidente stradale provocato dallo youtuber ha perso la vita. Fede Social Club invece, scrive Massimo Gramellini nella rubrica Il caffè, prendendo in tema Emilio Fede e non solo. Andiamo adesso al piccolo con i titoli del quotidiano di Trieste: tassi e inflazione, la ripresa fragile, il report che ieri la Banca d'Italia ha divulgato riguardo l'economia del Friuli Venezia Giulia, poi lo vedremo all'interno del piccolo. E ancora a Porto Piccolo il debutto in Italia del Tivoli Hotel, il rilancio del comprensorio di Sistiana, entro fine mese l'avvio del 5 Stelle da 58 camere, la proprietà gestisce 530 alberghi in tutto il mondo, entro fine mese dunque l'avvio di questo nuovo hotel che all'interno dell'area di Porto Piccolo aprirà la stagione estiva. Gli altri argomenti: bimbo di 5 anni travolto dal SUV, indagato il ventenne alla guida, lo abbiamo visto anche dal Corriere, barcone affondato in Grecia, 600 le vittime, presi i 9 scafisti. Il Leone Generali acquista per 2,3 miliardi la spagnola Liberty Seguros, le mosse proprio del colosso delle assicurazioni. Poi in regione, comparto unico, c'è il preaccordo fino a 1.000 euro in più all'anno per quanto riguarda il personale. Il rebus sul futuro di Forza Italia, la parabola individualista, scrive Pieraldo Rovatti guardando in casa Forza Italia. La pallacanestro Trieste punta su Arcieri come general manager, ieri il club lo ha ufficializzato all'interno del proprio sito, arriva Arcieri da Varese dopo diverse esperienze importanti nell'NBA. E poi dal calcio al rugby a Basovizza va in scena la festa dell'inclusività. I 50 anni di follia della Coop Basaglia e poi il viaggio alla scoperta degli eroi del mare sono gli articoli contenuti all'interno dello spazio culturale del piccolo. Qui vediamo nelle prime pagine del quotidiano di Trieste cosa è accaduto sul Mediterraneo: disumano, tragedie in Grecia, 100 bambini intrappolati nella stiva del peschereccio, circa 600 le vittime, arrestati 9 scafisti, i sopravvissuti dicono sentivamo chiedere aiuto. Qui il punto del naufragio. In questa ricostruzione della zona del Mediterraneo, la nave si è ribaltata al largo della città greca di Pylos, che qui inquadrata nel rotondo fa vedere fondamentalmente la Grecia, mentre proprio nel dettaglio la città si trova qui in questa zona costiera sempre della Grecia. Cosa leggiamo ancora? Stavamo fermi per non rovesciarci, la tragedia quando ci hanno trainati. Il governo greco ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale, però incolpa i naufraghi. Intanto Atene ha subito chiarito che la Grecia non intende cambiare la linea dura sull'immigrazione. D'altronde la commissaria europea von der Leyen, in visita nel 2020 per la consegna di 700 milioni di euro per il contrasto all'immigrazione, aveva orgogliosamente definito il paese scudo d'Europa, con un richiamo bellico alla difesa della fortezza dell'Unione Europea dalle persone migranti a caccia del riconoscimento dei loro diritti. Questo leggiamo dell'articolo di Giorgia Linardi. Il Mediterraneo univa i popoli, ora è diventato un mare di morte. L'intervista a Petros Markaris, lo scrittore angosciato per quelle vite spezzate di cui non frega nulla a nessuno. La gestione dei migranti in Europa è un disastro, andrebbe affrontata senza ipocrisie, così dice lo scrittore. Un dolore di Papa Francesco, una tragedia devastante, messaggio al nunzio apostolico di Atene per quanto ha preso essere successo sul Mar Mediterraneo, soprattutto i tanti bimbi che hanno perso la vita. L'euroscommessa di Forza Italia invece, nell'articolo politico che riguarda in casa berlusconiana, l'ultimo regalo di Silvio Berlusconi, il piccolo partito è al centro della grande partita sul futuro europeo, fedeltà al centrismo o svolta a destra con Meloni. La scelta degli azzurri può ribaltare le sorti dell'Unione Europea, per capire proprio quale sarà l'asse di indirizzo dei nuovi dirigenti di Forza Italia. La cremazione, poi l'ultimo viaggio, riposa con papà Luigi e mamma Rosa. Ha scelto infatti di essere cremato Berlusconi. Tajani si fa eleggere presidente provvisorio ma tratta con Licia Ronzulli. La minoranza
dà il via libera ma vuole archiviare la stagione fascina. Meloni e Salvini assicurano niente campagna acquisti tra gli azzurri, perché c'è anche la possibilità che molti, non vedendo più una strategia all'interno del partito, possano scegliere di andare ad arricchire le fila degli alleati di Lega o Fratelli d'Italia. In particolare c'è anche Noi con l'Italia all'interno del gruppo della coalizione di centrodestra. Giustizia, Nordio all'attacco, via libera del governo ai primi interventi. L'Associazione Nazionale Magistrati insorge, la reazione del ministro, basta interferenze, il terzo polo esulta, opposizione divisa. In questa pagina i punti principali della riforma, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, il traffico di influenze, l'intercettazione e tutela del terzo estraneo, i limiti all'appello, le misure cautelari e poi l'informazione di garanzia. Sono aspetti molto tecnici che bisogno di un approfondimento, perché la sola e mera lettura può trarre in inganno rispetto a quelli che sono i veri cambiamenti all'interno della legge, però sta di fatto che quelli sono i punti principali che sono al centro della riforma della giustizia. Flash mob dei medici per la sanità pubblica, vogliamo garantire cure a tutti i cittadini davanti all'ospedale di Udine, la manifestazione regionale ANAO-Assomed, no alla mercificazione del diritto alla salute. Mobilitazione in tutta Italia con una serie di iniziative in calendario fino a settembre, con una manifestazione finale a Roma. Nel nostro territorio 150.000 cittadini senza il dottore di famiglia. Dopo le stagioni di tagli serve un piano strutturale. Rappresentanti di medici, dirigenti sanitari e anche veterinari riuniti sotto il cappello dell'intersindacale e la medica regionale si mobilitano per salvare il sistema sanitario pubblico del Friuli Venezia Giulia, come sta avvenendo in tutte le altre regioni, sulla spinta proprio dell'intersindacale nazionale. Una mobilitazione che andrà avanti fino a settembre con diverse manifestazioni che termineranno con un evento a Roma, cui parteciperanno anche i rappresentanti dei sindacati del Friuli Venezia Giulia in difesa del contratto nazionale, recita le prime righe dell'articolo. Con i droni, più sanzioni sui rifiuti, controlli su oltre 3.000 imprese, il nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale, verifiche potenziate grazie ai nuovi strumenti, in organico solo 5 agenti. Entrano dunque nella disponibilità anche i droni per i controlli dei rifiuti. Nel preaccordo sul comparto unico, fino a 1.000 euro lordi in più all'anno, intesa sulla rimodulazione del contratto per 13.000 dipendenti pubblici, ora l'esame della Corte dei Conti, perché bisogna far quadrare proprio i bilanci rispetto a queste variazioni economiche. La decisione della Giunta dopo il confronto con i sindacati, intanto le sigle CGIL e CISL soddisfatte, le perplessità però della CISAL su questo pacchetto. Rosoleni illustra i punti di forza del Big Science Business Forum che avrà luogo il prossimo anno, presentato a Napoli durante le giornate delle opportunità industriali, l'evento triestino sul trasferimento tecnologico in programma a ottobre. Il Friuli Venezia Giulia e connesso anche l'Italia intera saranno protagonisti del mercato dell'industria scientifica quando nel 2024 Trieste ospiterà il Big Science Business Forum, un appuntamento che testimonia la volontà della Regione di conquistare un ruolo costruito negli anni con la presenza sul territorio di un numero sempre più importante di enti di ricerca e di impiegati del settore, che altro non sono che il capitale umano su cui costruire il futuro. Con queste parole l'assessore regionale al lavoro, formazione e ricerca Alessia Rosoleni è intervenuta a Napoli alle giornate delle opportunità industriali 2023, ospitate nella sede dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Questa Rosoleni che ha detto quanto abbiamo riportato. Belgrado apre le porte ai soldati statunitensi per l'esercitazione targata NATO, le manovre con partner occidentali, il messaggio dell'ambasciata americana, accorciata la strada verso l'Unione Europea, Mosca scruta le manovre, lo guarda da lontano anche con alcuni timori. Tanto Pristina dà lo stop ai prodotti serbi, tir fermati ai valichi, agenti arrestati, scatta l'embargo, un passo dopo l'altro ci si avvicina al punto di non ritorno. Leggiamo, non rientra ma peggiora la crisi in corso tra settimane tra Serbia e Kosovo, lo conferma la decisione di Pristina, in via di applicazione da ieri mattina, di vietare l'ingresso in Kosovo ai mezzi pesanti con targa serba
tir e furgoni che finora trasportavano merci e soprattutto derrate alimentari appunto dalla Serbia in Kosovo. Una misura di sicurezza, ha spiegato il Ministero degli Interni kosovaro, mentre le file di tir bloccati alla frontiera si allungavano in particolare nei pressi dell'importante valico di Merdare, sulla strada che dalla Serbia meridionale porta alla capitale kosovara, e la tensione è sempre alta in quelle zone. Meno neve in inverno e caldo record in estate, nasce la piattaforma che svela il clima del futuro, elaborato dagli esperti di ARPA, Friuli, Venezia Giulia e Veneto, un sistema di proiezioni in grado di simulare i cambiamenti nei comuni a nord-est da qui al 2100. E questo fa vedere come ci sarà meno neve d'inverno e ci saranno ondate di caldo record invece nelle stagioni estive. Il funzionamento con 11 indicatori, poi ci sono dei modelli previsionali e anche l'arco temporale preso in esame. La cronaca a livello nazionale, la tragedia in nome dei social, drogato alla guida del SUV per l'incidente di Roma, indagato per omicidio e lesioni Matteo Di Pietro, lo youtuber risultato positivo ai cannabinoidi. Gli altri 3 amici rischiano l'accusa di concorso del reato. Un testimone dice filmavano anche dopo lo schianto, questo hanno detto alcuni testimoni. Le vittime: a rimanere uccisi Manuel di soli 5 anni che era a bordo della Smart travolta con la sorellina di 4 anni e la madre Elena, entrambe rimaste ferite. Qui in foto la famiglia spezzata. Nell'altra foto al volante del SUV il 20enne Matteo Di Pietro, risultato anche positivo alla cannabis. Salvini ha detto punizioni esemplari, rimuovere le pagine social ai responsabili, ha detto Matteo Salvini. Noemi: non è più tollerabile esaltare atteggiamenti distruttivi. L'artista vive a Casal Palocco, riprendiamo contatto con la realtà. È una delle reazioni, in questo caso a parlare la cantante Noemi, che conosce l'ambiente dei social ma mette in guardia su questi rischi troppo importanti da dover essere messi in secondo piano. Motosega, il Ciaffa e DP alla guida, ecco chi sono i The Borderline. La comitiva ha travolto la Smart dove viaggiava il piccolo Manuel di soli 5 anni, uno di loro: il trauma che sto provando è indescrivibile, sono accanto alla famiglia. Sono tutti giovanissimi i ragazzi che si stavano ormai inserendo in questo sistema di social network dove avevano pubblicato diversi video, le challenge estreme diffuse sui social. Il gruppo è famoso tra i ragazzi per video estremi su YouTube. E qui ci sono alcuni fermi immagine di quelli che sono poi i video che hanno pubblicato nel tempo. Passiamo all'economia. Banca Italia: ripresa fragile in Friuli Venezia Giulia, incognita tassi su famiglie e imprese. Scenario economico resiliente nel post pandemia, ma l'inflazione sta causando incertezza. Nel 2022 l'economia regionale è stata resiliente con il freno a mano tirato a causa del caro energia e di un'inflazione persistente. Lo scenario per quest'anno descrive una ripresa fragile con molte incertezze per famiglie e imprese. La grande manifattura regionale tiene in uno scenario dei mercati mondiali aggravato dalla crisi ucraina, in parte anche riversando sui prodotti gli aumenti dei costi di beni e servizi. Questo ha consentito alle imprese di mantenere i margini di profitto, mentre i prezzi dell'energia sono tornati sotto controllo. Ma le incognite non mancano. L'aumento dei tassi deciso dalle banche centrali ha colpito anche il sistema del Friuli Venezia Giulia, destabilizzando i mercati finanziari. Sul fronte delle famiglie l'accesso al credito è diventato più difficile, mentre cresce la pensione del caro mutui. Una rata media di 500 euro nel 2022 è cresciuta del 23%, cioè più 116 euro, andando a mettere in difficoltà numerose famiglie. Gli aumenti delle banche centrali non sono finiti. Nel 2022 il reddito delle famiglie residenti in regione è cresciuto del 5,3%, mentre i consumi sono aumentati del 5,2%. Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto Banca Italia illustrato ieri. L'export ha superato la pandemia, gli investimenti sono in crescita, il forum a Trieste con finanze e imprese. Friulia, ok al bilancio, investiti 200 milioni in 90 aziende e start-up sul territorio regionale. L'assemblea della finanziaria regionale Friuli ha approvato i conti alla presenza dell'assessore alle finanze Barbara Zilli e alla presidente di Friulia Federica Seganti, che vediamo qui in foto entrambe. Tassi non è finita.
nuovo rialzo di 25 punti della BCE e aumenti in vista per luglio e settembre. Lagarde, l'inflazione rimarrà alta, Salvini dice danneggiate famiglie e imprese con questa nuova decisione di aumento dei tassi. Non siamo ancora a destinazione, l'ipotesi di fermarci non è considerata, prospettive economiche incerte, la politica monetaria può frenare la crescita, generali più forti in Europa invece con Liberty, operazione da 2,3 miliardi, Leone aumenta il peso in Spagna e Portogallo, sbarcando per la prima volta in Irlanda. A Trieste si sottolinea che si tratta dell'operazione più rilevante dei tempi di PPF, la joint praghese dell'Est Europa. Queste le mosse del risico delle assicurazioni. Intesa San Paolo lancia EasyBank, il CEO Messina presenta la nuova banca digitale, un punto di orgoglio per tutto il paese. In Italia 3,8 milioni di lavoratori a meno di 6.000 euro l'anno, Confcooperative che lancia questo segnale sui salari. Pieraldo Rovatti oggi scrive la personam non muore con Berlusconi, il nostro presidente Silvio per sempre recita questo striscione con quanto riporta oggi in questo articolo. È molto opportuno tentare di soffermarsi sullo scenario che il Cavaliere ha reso così evidente che invece noi ci illudiamo si tratti di acqua passata, ma non lo è, quello della figura trainante all'interno della politica, in questo caso di un partito. Ci spostiamo a Trieste, meglio a Duino Orisina, a Portopiccolo entro fine mese l'esordio in Italia di Tivoli Hotel, l'annuncio ufficiale della Minor, proprietaria del marchio, riapre la struttura alberghiera 5 stelle con 58 camere. Si chiamerà Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort, sarà un 5 stelle, disporrà di 58 camere e sarà inaugurato entro la fine di giugno. Si alza finalmente il sipario sulle nuove caratteristiche della principale struttura ricettiva del comprensorio di Sistiana, dopo mesi di incertezze dovute all'uscita per insolvenza della SRL PPN, precedente gestore del principale asset di Portopiccolo. Subentrante Minor Hotels, operatore del settore alberghiero con un portfolio di 530 hotel e resort distribuiti in 56 paesi dell'Asia, Oceano Pacifico, del Medio Oriente, dell'Europa e delle Americhe, nonché dell'Africa e dell'Oceano Indiano, ha annunciato il debutto del suo marchio Tivoli Hotels e Resort in Italia con l'arrivo di una propria struttura proprio a provincia di Trieste, esattamente a Portopiccolo. Dilip Raya Carrier, CEO del gruppo ricettivo da 530 strutture nel mondo, qualità e splendida cornice. Intanto prosegue l'opera di allestimento della spiaggia nel giro di 2 settimane, ok, alla parte della ristorazione. Proprietari delle case nel comprensorio, gestione carente, ora un risarcimento, la lettera inviata alla SGR Investire per chi ha acquistato nel tempo un appartamento del comprensorio. Dietro invece siamo ancora a parlare di turismo e sviluppo, dietro al palazzo ex Ferrovie dello Stato e alla Casa Minelli una cordata austriaca che punta al Porto Vecchio. L'imprenditore Holler presenta una nuova società creata a Vienna con 4 azionisti, oltre a lui 2 immobiliaristi e un industriale. Dietro infatti a quello che è l'investimento del palazzo del ex Ferrovie dello Stato, con la volontà di ingrandire. La lista Russo attacca su Esatto, dubbi sul futuro presidente. Secondo i civici Altini e Pasino, il leghista De Sanctis non avrebbe requisiti, l'assessore Bertoli dice se li ha lo farà, altrimenti no. Stamane la riunione del Consiglio d'amministrazione. Ieri abbiamo ascoltato in questa conferenza en plein air che hanno organizzato i componenti della lista Russo Punto Franco proprio le specifiche riguardo al perché, secondo loro, non dovrebbe essere idonea la figura identificata dal centrodestra, dalla Lega in particolare, quella di Giorgio De Sanctis come prossimo presidente di Esatto. Se andiamo poi ad ascoltare le loro parole, emerge più che altro una dicotomia rispetto al regolamento che il consigliere Pasino ha esaminato e che ritrova in contrapposizione il requisito richiesto e il ruolo invece presunto ricoperto dall'attuale personaggio indicato. Sentiamo.
Domani saranno sciolte le riserve riguardo il nome del futuro presidente di Esatto, la partecipata comunale che si occupa della gestione e riscossione dei tributi cittadini. Nel consiglio d'amministrazione dell'ente è stato nominato, e sembra ormai cosa fatta anche per il ruolo di presidente, il nome di Giorgio De Sanctis, figura in quota Lega, spinto dal proprio partito alla carica più alta. Nome che però trova contrari i consiglieri comunali della lista Russo.Franco, che, regolamento alla mano, hanno peresato le loro forti perplessità circa il curriculum di De Sanctis, consigliere comunale a Muggia, rispetto a quello che il ruolo di per sé dovrebbe prevedere. Solleviamo la questione che sul soggetto su cui dovrebbe ricadere la scelta come per la presidenza, ecco, quei requisiti così stringenti previsti dallo statuto probabilmente non sono rispettati, e chiediamo una verifica in tal senso. Inoltre poniamo una questione di opportunità, posto che si tratta di un soggetto che conduce un'agenzia di investigazione e sicurezza, data la mole di dati sensibili che Esatto porta con sé. Ci chiediamo se sia opportuno mettere un soggetto che si occupa di questo a capo della partecipata pubblica. De Sanctis, imprenditore nel settore della sicurezza, è persona vicina al sindaco di Muggia Paolo Polidori, che in qualità di segretario provinciale della Lega avrebbe indicato il suo nome come il prossimo presidente di Esatto, anche in una ripartizione politica delle nomine, aspetto questo non gradito all'opposizione. Lo statuto impone che le persone che abbiano a rivestire questo incarico abbiano provate esperienze in materia di gestione finanziaria o creditizia o assicurativa o di gestione delle entrate. Ora, sono attività specifiche rispetto alle quali abbiamo l'impressione il curriculum della persona di cui si fa il nome in questi giorni non rispecchi competenze specifiche in questo settore. Secondo noi di Lista.Franco è essenziale, come anche altre volte è avvenuto, e per il più delle volte è avvenuto, le persone che vengono nominate nell'ambito di società quali questa abbiano competenze adeguate. All'interno della stessa pagina, raccolte oltre 300 firme tra OGS, SISSA e ICTP per la richiesta da parte dei ricercatori di più autobus verso Miramare, ma Trieste Trasporti frena però questa richiesta, potenziare le linee 6 e 36 per raggiungere i campus di Grignano, dove si trovano le sedi di OGS, ICTP e SISSA, e la possibilità di accesso ai treni sulla tratta Miramare Trieste Centrale per coloro che sono già in possesso di un abbonamento autobus. A richiederlo, con la sottoscrizione di oltre 300 firme, i laboratori di 3 centri di ricerca presenti nella periferia ovest della città. L'autobus in certe giornate è talmente affollato da impedire a molte persone di salire a bordo e usufruire del servizio, affermano Elisa Donati e altri dottorandi dell'OGS, che insieme a un gruppo di colleghi della ICTP stanno promuovendo la raccolta firme. Da qui la proposta che il gruppo vuole presentare ai vertici della Trieste Trasporti. Pronta la risposta dell'azienda, che attraverso il responsabile delle relazioni istituzionali Michele Scozzai fa sapere che dall'entrata in vigore dell'orario estivo, lo scorso 12 di giugno, i transiti quotidiani per Barcola sono complessivamente 240, con una frequenza media di 7 minuti e mezzo e una capienza superiore ai 30.000 posti. Pertanto, con una intensificazione dei collegamenti lungo una direttrice dove il traffico nelle ore di punta è già congestionato comporterebbe ulteriori incolonnamenti o renderebbe i flussi meno scorrevoli. Inoltre occorre considerare che i mezzi da 18 metri attualmente utilizzati per la linea 36 non possono transitare in via di Grignano e devono necessariamente fare capolinea al bivio di Barcola. Comunque non c'è da parte nostra nessuna opposizione, dice Scozzai, nessuna opposizione di principio a cercare soluzioni anche innovative o personalizzate per i ricercatori di OGS e di ICTP. Quindi alla richiesta c'è un'apertura di collaborazione, ma un freno rispetto a potenziamenti di corse, proprio perché già si è arrivati al massimo possibile riguardo la tratta fra la città e Grignano. Sala gialla da riaprire, lavori a Rivoltella, intervento del comune all'interno del museo, finalizzato a rendere visitabile un altro spazio, opera da 250.000 euro, affidato a una ditta di Venezia. Intanto Cittadella Summer dello sport, l'operazione si amplia alla palestra di basket, deciso questo anche in sede istituzionale. Noi ci fermiamo ora per la pubblicità, ripartiremo da questa pagina del Piccolo per andare a vedere le altre notizie del quotidiano locale. Breve interruzione, ci vediamo tra poco.
Riprendiamo con la lettura del quotidiano Il Piccolo. Abbiamo visto come ci sia un restauro alla sala gialla del Museo Re Voltella. Nella stessa pagina leggiamo anche che un'agente immobiliare triestina vende Palazzo Storico a New York. Caponnetti, dipendente di Douglas Elliman, ha avviato le trattative per la cessione di un edificio dell'800 in centro a Manhattan. Qui Beatrice Caponnetti, agente immobiliare a New York, in questa piccola fotografia. La struttura, costruita nel 1872, al momento è ancora a proprietà di una celebre artista, ma sta per passare a un imprenditore. Gli arrivi lungo la rotta balcanica, migranti morsi dai topi al Silos, emergenza ma istituzioni assenti, la sferzata della rete solidale che nel 2022 ha assistito oltre 13.000 persone nell'area della stazione. Ieri la conferenza al Circolo della Stampa, dove abbiamo sentito proprio i consorzi di accoglienza. Cosa ci hanno detto? Emerge un quadro di colpevole, orribile, ingiustificabile e disumano abbandono di persone che per legge avrebbero diritto a un tetto sopra la testa e che nei fatti sono abbandonate dalle istituzioni, come cita il titolo del rapporto, che appunto è Vite abbandonate. Nel 2022 sono state assistite nell'area della stazione di Trieste 13.127 persone in arrivo dalla rotta balcanica, per oltre la metà provenienti dall'Afghanistan. Ben 1.406 minori non accompagnati, l'11% del totale, 172 nuclei familiari prevalentemente di origine curda turca, composti da un totale di 825 persone, tra le quali 440 bambini. Circa un terzo delle persone dichiara di voler presentare domanda di asilo in Italia, mentre i 2/3 sono orientati a raggiungere altri paesi. Questi i numeri del rapporto dettagliato sulla situazione e i bisogni dei migranti in arrivo sulla rotta balcanica, presentato oggi dalla rete solidale che unisce le organizzazioni attive a Trieste su questi temi. A partire da giugno 2022 è esploso con dimensioni non paragonabili al passato il fenomeno dei richiedenti asilo abbandonati in strada dai 30 ai 70 giorni prima di poter accedere all'accoglienza. Un'emergenza artificiale l'ho definita perché le due parole sintetizzano questo rapporto. È un'emergenza per le persone che sono abbandonate in strada ed è un'emergenza per le associazioni che se ne devono fare carico. Ma non è un'emergenza reale, nel senso che se noi guardiamo gli arrivi a Trieste nel corso del 2022 e anche nei primi mesi del 2023, vediamo un aumento, ma un aumento assolutamente gestibile. Circa una dozzina di richiedenti asilo al giorno, se appunto calcoliamo tutti i giorni dell'anno, e circa una quarantina, anzi meno di una quarantina di persone in transito. Solo da agosto 2022 la riapertura del centro diurno di Via Udine ha permesso di migliorare l'assistenza alle persone in arrivo. L'apertura di ulteriori posti letto, finanziata dal Comune dal 1 gennaio 23, si è rivelata di grande utilità, anche se ancora insufficiente a coprire il fabbisogno reale della città. È evidente che c'è una incapacità voluta, c'è una omissione nell'organizzazione dei servizi e c'è forse anche una volontà di creare il caos, evidentemente per far percepire alla popolazione un'emergenza che non c'è. Proseguiamo col Piccolo. Il documentario che narra una missione, la proiezione, il documentario 50 anni di Clou, dalla regista triestina Erika Rossi, racconta mezzo secolo di reale immaginari. Scritto assieme a Massimo Cirri, prodotto da Ghirigori, il film ripercorre la storia della Clou, condensando in un'onda di aneddoti che raccontano la sua missione di restituire dignità a percorsi di vita sofferti e non lineari. Girato nel corso di 6 mesi, il documentario vede come protagonisti diversi attori del Parco di San Giovanni, tra cui Franco Rotelli, Peppe Dell'Acqua, Giovanna Del Giudice. Alla proiezione è seguito anche un dibattito. Cooperativa Basaglia, da 50 anni lavoro per assicurare dignità a chi è in difficoltà, ha festeggiato l'importante traguardo. La stazione marittima, le parole del presidente Brainik, comunità come ambiente sociale, la nascita nel Parco di San Giovanni il 16 dicembre del 1972, ma l'idea era maturata 7 mesi prima. L'alto del tribunale, la corsa a ostacoli con l'allora presidente della provincia Zanetti come alleato. Assemblea pubblica sulla sanità, lo smantellamento si fermi. Oltre 100 persone alla sede Hauser, gli effetti sono devastanti contro lo smantellamento del servizio sanitario regionale messo in atto da Sugi con la complicità della regione Friuli Venezia Giulia. È stato questo il tema
dell'assemblea pubblica tenutasi nel tardo pomeriggio di ieri nella sede Hauser di via Frausin a San Giacomo. Una riunione partecipata, erano oltre un centinaio i presenti, alla quale hanno preso parte anche alcuni consiglieri comunali d'opposizione, oltre ai rappresentanti della cinquantina di sigle di comitati aderenti al coordinamento per la difesa della sanità pubblica a Trieste. Una situazione però che non riguarda solo l'area triestina ma anche quella goriziana. Questa battaglia è estendibile a tutto il territorio di Asugi, ha affermato lo psicologo goriziano Franco Perazza, considerando che anche a Gorizia molte cose non funzionano, ha detto in questo incontro avuto ieri. Dal calcio al rugby nel segno dell'inclusione, a Basovizza in campo oltre 100 giovani, la festa dello sport in parallelo, il CEST con lo Zaria e altre associazioni per l'integrazione delle persone disabili. Qui vediamo alcune immagini proprio delle dimostrazioni sportive di tutte le età e le iniziative raccontate in questo articolo dal collega Ugo Salvini. La presentazione in un libro, la storia della locanda di confine, vecchia 150 anni. Ieri alla Lovat in viale 20 settembre si è svolta la presentazione del libro La locanda ai margini d'Europa di Enrico Maria Milic, Bottega Errante 2023. Salute ed etica invece in un volume alla Sala Xenia. Ieri l'incontro Effetti avversi, silenzio stampa, con la presentazione del libro di Raffaella Regoli, sospesa, presente Giuseppe Corbatto di Ippocrate.org. Ancora colombiani in visita a Bazzara, all'imprenditore del caffè, coordinata con l'associazione Caffè Trieste. Una ventina di operatori del mondo del caffè di varie regioni colombiane visiteranno selezionate realtà cittadine per approfondire la filiera del caffè locale e creare nuovi incontri, compresa Bazzara Caffè. Qui lo vediamo in foto con tanto di bandiera della Colombia nella sede dell'imprenditoria triestina Bazzara del caffè. Ater, il giardinetto promesso resta un sogno in via Flavia. Qui la lettera di un lettore al piccolo. Andiamo alle pagine successive. Cultura, Serra, Al Jazeera, tante culture e religioni, non mi sentivo straniera, alle ali delle notizie di Ronchi. Ospite la giornalista ex corrispondente della TV araba, da Londra presente il suo docu-film Fascism in the Family, ispirato al nonno che fu podestà a Carbonia. Andiamo poi a Bloomsday, al via dal Rognone nel weekend della Torre del Lloyd, visionari eroici, coraggiosi, protagonisti del mare riscoperti da Pietro Spirito. Esce per la terza edizione il nuovo libro di storie subacquee con figure singolari di inventori, incursori e di acquanauti. Tony Brum in trasferta a Gradisca e Gorizia, è la mia prima volta per quanto riguarda la musica. E poi ancora altri appuntamenti, il Tecnocluster al Teatro dei Fabbri, Naufraghi senza volto, Sarti e Curino raccontano le tragedie del mare, la Tremoei, la Domio, la finale delle 8 band nel campo sportivo. Lo sport, in questo caso De Meo, Arcieri è il nuovo general manager, primo passo verso la rinascita della pallacanestro Trieste, che ha ufficializzato l'accordo con l'ex dirigente di Varese. Il presidente ha detto Michael candidato ideale per la sua esperienza nell'NBA, ma anche in Italia. E ieri il club ha confermato l'arrivo del nuovo general manager con l'obiettivo proprio di essere subito protagonisti della promozione nel prossimo campionato. La SGT riconferma Yogan, ora puntiamo in alto, Loma invece ingaggia Masala, qui le mosse delle altre realtà di basket femminile in questo caso. A Bogdan Tanavic, premiato in regione con il premio Campionissimi, qui lo vediamo mentre riceve questo premio che l'anno scorso era andato al giornalista triestino Paolo Condò. Quest'anno invece Matteo Medani, patron e ideatore del premio Campionissimi, lo ha voluto conferire a Bosha Tanevic per la sua carriera nel mondo del basket, per quella che è stata la sua esperienza a Trieste alla guida della pallacanestro, e quindi i tanti aneddoti e le tante vicissitudini sono state ieri oggetto di questa premiazione. Premio invece Riverberi
il triestino Mark Bartoli, miglior arbitro italiano. Fischietto Triestino, classe 79, nominato miglior arbitro italiano dell'edizione 2023 del premio Reverberi. Assieme a lui premiati anche Niccolò Meli dell'Armani Milano e Jasmine Kiss, Famila Schio. Per la categoria giocatori è l'accoppiata Piero Orbucchi, Banco di Sardegna Sassari, e Cinzia Zanotti della Geas Sesto San Giovanni. Per la categoria allenatori, riconoscimento speciale anche per i giovani Matteo Spagnolo, Dolomiti Energia Trento e Matilde Villa della Reiera Venezia, scelti come migliori under 22. Il premio personaggio dello sport assegnato a Giacomo Jack De Vecchi, che ha appeso le scarpe al chiodo proprio al termine di questa stagione, dopo ben 17 stagioni con la maglia di Sassari. Intanto vediamo come il triestino Bartoli è stato designato, anzi è stato riconosciuto e premiato come miglior arbitro italiano. Andiamo al calcio, l'Unione chiude con Bonatti, nuovi rumors sui tecnici, spuntano anche i nomi di Lerda e Gallo. La società ha comunicato di aver risolto il contratto con il mister, esonerato a ottobre. Nel mirino ci sarebbe anche l'ex del Crotone, Andrea Bonatti, non è più sotto contratto con la Triestina. L'allenatore, che aveva iniziato in panchina la stagione appena conclusa, raccogliendo 7 punti nelle prime 7 partite prima di venire esonerato dopo la sconfitta in trasferta con la Prosesto, ha infatti risolto il contratto con la società Labardata, che essendo un biennale era valido ancora per tutto il prossimo campionato. Lo ha comunicato la stessa Triestina, specificando che è stato risolto anche il legame con il suo collaboratore Francesco Pellegrini. A dare probabilmente la spinta alla risoluzione del contratto il fatto che Bonatti sarebbe pronto a firmare con un'altra società di Serie C, il Fiorenzuola, dove prenderà il posto di Tabbiani, altro ex allenatore allabardato. Sulla panchina della Triestina chi ci sarà? Gentilini, con la salvezza ottenuta, in teoria dovrebbe avere il contratto rinnovato, ma come noto la società non è intenzionata a confermarlo sulla panchina della prima squadra e gli proporrà probabilmente la guida della primavera. Intanto la pletora di candidati a guidare l'Unione continua ad allargarsi. Detto che fra i nomi emersi, cioè quelli di Stellone e altri, proprio Stellone resta ancora in prima fila e che non sono ancora tramontate le opzioni Longo e nemmeno quelle di Tesser, nelle ultime ore altri rumors hanno riguardato 2 papabili allenatori. Il primo è Franco Lerda, classe 67, già calciatore della Triestina nella stagione 89-90, quando collezionò 29 presenze e 6 reti. Tra le tante squadre che ha allenato, vanta anche le panchine di Torino, Lecce, Crotone e Vicenza. Negli ultimi anni era prima alla Pro Vercelli, nella passata stagione, poi al Crotone, dove però è stato esonerato a febbraio con la squadra seconda in classifica. Il secondo nome è quello, ed è uno dei nomi nuovi, è quello di Fabio Gallo, 1970 la sua data di nascita, in questa stagione a Foggia, dove ha guidato la squadra pugliese da ottobre a febbraio, quando ha rassegnato le dimissioni per contrasti con la proprietà. Prima del Foggia era il vice di Gianni De Biasi sulla panchina dell'Azerbaigian, mentre in precedenza ha allenato anche Como, Spezia, Ternana e Potenza. Chi invece ha deciso la nuova guida tecnica è la Pro Vercelli, che ha scelto di affidare la panchina ad Andrea Dossena, reduce da una stagione nella quale ha portato il Renate ai playoff. Renate, che come noto adesso sarà allenato da Massimo Pavanel. Intanto il Padova non sembra più essere così sicuro di liberarsi del suo gioiellino Eliosa Vasic. Stanno arrivando parecchie richieste della Serie B per il centrocampista, ma a quanto pare non sono ritenute ancora soddisfacenti per il club bianco scudato. Canoa, la Genzo in azzurro agli European Games. La Triestina è stata convocata per partecipare da domenica all'ultima competizione prima dei campionati mondiali. Per la vela, il Nord Adriatic Cup, la prima edizione vinta dagli austriaci Kitzmüller-Beck. Il tennis internazionale, il TCT, trofeo Città di Trieste, Fronza, unico azzurro in gara. L'Italia si è persa e ha perso ieri contro la Spagna, decide un gol di Ioselu a 2 minuti dal termine, ma la sofferenza azzurra è costante, difficile momento di transizione. La finale di Nations sarà Croazia-Spagna, è finita 2-4 Olanda-Croazia, che ha permesso proprio alla squadra croata di arrivare in finale. Ha vinto ieri la Spagna 2-1 contro l'Italia. Domenica ore 15 la finale terzo e quarto posto fra Olanda e Italia. Domenica invece ore 20:45 a Rotterdam, nello stadio De Kuip, Croazia-Spagna, la finale che decreterà la vincitrice della Nations League. Cosa è andato storto ieri? Secondo tempo soprattutto. Nel primo invece l'Italia ha giocato un buon calcio, poi
nel finale questo giocatore, Joselu, 33 anni, attaccante dell'Espanyol, che ha superato Donnarumma al 43esimo del secondo tempo, è valso il gol del 2-1, proprio Joselu è uomo che entra e segna, lo ha fatto vedere in diverse occasioni, in nazionale ma anche nel club dove gioca, un giocatore d'area che ha approfittato di un rimpallo, anzi più di uno, che sono capitati proprio sui suoi piedi. Napoli intanto ha scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore, ieri l'annuncio a sorpresa di De Laurentiis. Rudi Garcia l'abbiamo conosciuto perché è stato allenatore della Roma per diverse stagioni qualche anno fa. Infatti l'ex tecnico della Roma guiderà i campioni d'Italia, contratto di 2 anni, sono ambizioso, ha detto, e lo stesso De Laurentiis si è entusiasmato dopo aver incontrato Rudi Garcia della sua idea di calcio e ha scelto proprio lui per guidare la squadra che sarà chiamata a una riconferma o comunque degli standard molto alti dopo aver vinto lo scudetto con Spalletti in panchina. Lo United su Onana, Lautaro Martinez piace al Real Madrid, calciomercato, Kim verso il Bayern Monaco, il grosso difensore del Napoli verso il campionato tedesco, Lautaro Martinez piace a mezza Europa e il Real Madrid ha messo gli occhi sul giocatore dell'Inter. Calcio dilettantistico, Andreolla, Labardato mancato, San Luigi ambiente ideale, il giocatore trevigiano fu vicino alla Triestina ai tempi dell'eccellenza, ora l'avventura da allenatore in via Felluga, porterò qualcosa di nuovo. Qui l'intervista che Riccardo Tosques ha proprio realizzato con il nuovo allenatore del San Luigi, che vediamo qui in compagnia del presidente Ezio Peruzzo, l'ex attaccante, ha giocato assieme a 2 biancoverdi, Grujic e Di Mattia. E qui la sua spiegazione e la voglia di calcio. Siamo arrivati alle battute finali del piccolo con i programmi della serata. Allora andiamo a vedere anche la Repubblica, tornando ai temi nazionali, la giustizia di Silvio, Senato, ipotesi Paolo Berlusconi, patto Marina Meloni su Mediaset e Forza Italia. L'indomani delle esequie il governo cancella l'abuso d'ufficio, rende più difficili gli arresti e mette il bavaglio alle intercettazioni. Nordio, e il garantismo auspicato dal Cavaliere, i magistrati non possono criticare le leggi, Calenda e Renzi pronti a sostenerlo, varate le nuove regole. La destra di Giorgia rischia di imboccare la strada sbagliata e poi con la manipolazione dei vizi nazionali trasformati in virtù. La folle corsa a 110 all'ora che ha ucciso Manuel gli sfottò nell'ultimo video degli youtuber prima dell'incidente. Questo è un frame di un video postato su YouTube dal gruppo The Borderline poco prima dell'incidente che ha causato la morte del piccolino. Una vendetta chiamata riforma, intanto il commento di Carlo Bonini rispetto alle decisioni nazionali. Le altre notizie di cronaca, quei 100 bimbi nella stiva e le bugie della Marina greca, con questo ennesimo disastro umanitario nel Mediterraneo, dove sono stati in tanti, sempre troppi, a perdere la vita nuovamente in mezzo al mare. A Kiev, nella clinica della surrogata, neppure le bombe ci hanno fermato. È un altro articolo che vediamo in prima pagina con Repubblica. Scuola, esame di maturità, le tracce di un secolo nel tema di italiano. Mica male il tema del 68, poteva essere una frase di Brecht, invece fu scelto Berchet, ma la frase rendetevi coevi al secolo vostro avrebbe comunque potuto essere impugnata per una riflessione sul turbolento spirito dei tempi. Il tema sul congresso di Vienna e quello su Leopardi offrivano meno margine per puntualizzare. Domani invece in edicola Robinson, se i venerdì diventano Robinson proprio all'interno domani in edicola di questo inserto, e poi Dariace ai Balcani, viaggio senza tempo di Millman Blues per quanto riguarda la cultura. Paolo Rumiz scrive per Repubblica questo articolo. La giustizia secondo Nordio, Silvio sarebbe orgoglioso, secondo il ministro il pendolo Calenda Renzi si ferma sul governo Meloni e la maggioranza Berlusconi. Sostegno politico sul DDL fa il paio con le campagne quotidiane contro la malgiustizia del riformista, ora in mano all'ex premier. Dalle cene eleganti al Qatargate, le notizie che non avremmo letto, la stretta sulle intercettazioni targata Nordio prevede che si potranno diffondere solo quelle già passate al vaglio di un giudice. Oggi si pubblica quel che è noto alle parti, se di interesse pubblico, come accaduto di recente per i pestaggi in questura a Verona. Qui alcune
delle notizie nel tempo che sono state poi divulgate, le violenze a Verona, la foto dei pestaggi da parte dei poliziotti in questura non erano nell'ordinanza del GIP, poi l'aggressione a Termini, la foto dell'aggressore della passeggera israeliana era un atto non passato del giudice delle indagini preliminari, il Qatargate, le intercettazioni di Panzeri e Company sono arrivate in Italia grazie a una rogatoria e poi le conversazioni delle ragazze pagate da Tarantini sarebbero restate segrete. Qui si svilisce il ruolo del giornalismo investigativo, l'intervista al costituzionalista Gaetano Azzariti che insegna alla Sapienza: non potendo leggere i testi il cronista se li farà raccontare, ma le parti racconteranno ciò che a loro favorisce. Questo è uno dei problemi che secondo lo stesso Azzariti poi andrà a ripercuotersi sul racconto giornalistico e sulla vera trasposizione delle notizie. Qui vediamo ancora quel patto tra Marina e Giorgia per salvare aziende e governo, il futuro di Mediaset ma anche dell'esecutivo, accordo di reciproca convivenza tra le due, un'intesa siglata dopo le esequie per garantire gli interessi di entrambe, il ruolo di Fascina e di Letta all'interno dell'articolo anche le loro figure. Intanto Forza Italia riparte da Tajani come presidente del partito, ipotesi Paolo Berlusconi al Senato, il vice premier accelera la riorganizzazione del partito, sarà lui a guidarlo fino al congresso, telefonate a tutti i big per evitare le fughe. Questo è uno dei rischi che il partito vuole cercare di contenere, quello della volontà da parte di qualcuno all'interno di Forza Italia oggi di poter andare ad arricchire le file degli altri partiti del centrodestra e quindi andare a depauperare piano piano il peso di Forza Italia. Antonio Tajani è uno dei principali protagonisti oggi di Forza Italia, nonché ministro degli esteri, coordinatore del partito. Poi c'è Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, forse sarà candidato per Forza Italia, la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli e poi Paolo Barelli, deputato, e il capogruppo di Forza Italia invece alla Camera. Queste sono le figure chiave del partito in questo momento, andranno poi a congresso per la decisione della guida del partito. La destra del dopo Silvio che rischia di imboccare la strada sbagliata, Berlusconi pensava a sé e ai suoi, la rivoluzione liberale non l'ha neanche tentata, dopo le esequie Meloni si ritrova allo stesso bivio ma forse ha già scelto come proseguire. Andiamo a leggere poi la santificazione laica e le amnesie di un paese che trasfigura in virtù i suoi peggiori vizi. Scrivono ancora sul capitolo Berlusconi, per andare poi alla politica, il vertice, l'Italia non è pronta a ratificare il MES e ora l'Unione Europea prepara una revisione. Gentiloni, difficoltà in Parlamento, il direttore Gramegna, ho dato rassicurazioni al ministro Giorgetti, l'ultimo saluto a Flavia e il dolore di Prodi perché è passato probabilmente in secondo piano, ma intanto nei giorni scorsi, nel giorno in cui morì, il giorno dopo in cui morì Berlusconi, anche la moglie di Romano Prodi a causa di un malore improvviso ha perso la vita. Temo la solitudine, ha detto lo stesso Prodi, le visite del cardinale Zuppi e di Elly Schlein, la processione davanti casa per lasciare fiori, biglietti e rosari, attesi Draghi, Letta e anche Monti. Qui le foto e le immagini anche dei partecipanti a questo momento di cordoglio. Elon Musk da Meloni, un'asta europea per la fabbrica Tesla, il patron di Twitter e SpaceX a Palazzo Chigi. Oggi sarà a Parigi, dovrà scegliere la sede del maxi impianto per le batterie. Mi sarebbe da consigliare, facendo una battuta a Musk, che esiste anche il Porto Vecchio, ma è una battuta ovviamente, che la lasciamo così com'è. Aiuto, o sarà l'ultima notte, le 19 chiamate disperate che i greci hanno ignorato, il naufragio nel Mediterraneo, le 13 ore di allarmi caduti nel vuoto, confermato che i morti sarebbero quasi 650. 19 disperate telefonate in 13 ore ai volontari del soccorso in mare, l'ultima a 00:46 di mercoledì notte. Help my friend, the ship you're sent is, e poi si interrompe la chiamata. In quel momento le navi tanto invocate, 2 mercantili e una corvetta della Guardia Costiera greca, sono arrivate da diverse ore.
ma con azzardatissime manovre che hanno rischiato di far capovolgere il peschereccio. Hanno solo tirato bottiglie di acqua ai 750 disperati che da 5 giorni sgomitano per conquistare spazio vitale sui 2 ponti, la stiva stracolma di donne e un centinaio di bambini. Non un salvagente lanciato, non un tentativo di trasbordo delle persone per alleggerire quel barcone che oscilla paurosamente, fino a quando, sotto gli occhi della guardia costiera greci, alle 2:04, con il motore improvvisamente spentosi, il barcone è diventato ingovernabile, si ribalta e va giù in pochi minuti, portando negli abissi più di 550 persone, solo 78 i corpi recuperati, 108 i superstiti e tra questi 9 presunti scafisti egiziani, che ieri a terra sarebbero stati riconosciuti da dei sopravvissuti come gli uomini che conducevano la barca, arrivata a Tobruk dopo essere partita vuota dall'Egitto. Dopo 36 ore il mare non ha restituito né morti né vivi, senza più speranza, con un fondale di 4.000 metri, i soccorsi da Siria, Afghanistan, Pakistan e Egitto, arrivano le foto dei dispersi diffusi delle famiglie alla ricerca dei cari imbarcatisi sabato proprio a Tobruk. Questo è il racconto che Repubblica scrive su questa ennesima tragedia in mare. Noi dobbiamo fermarci per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco, avremo anche i collegamenti con Umberto Bosazzi nel corso della mattinata. Ci vediamo tra qualche minuto. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, buongiorno e benvenuta Alessandra Ricchetti del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, ben trovata. Buongiorno, ben trovati tutti. Dunque, lei era presente ieri a questo momento di incontro ai fini di sollevare le perplessità, ma anche con forza la richiesta di una salvaguardia della salute pubblica da un lato, dall'altro i 50 anni della cooperativa Basaglia, insomma 2 momenti che comunque avevano il filo comune di quello di potenziare la sanità triestina, la psichiatria e i distretti in un momento nel quale proprio di sanità anche a livello regionale c'è la necessità di una profonda riorganizzazione. Beh, diciamo c'è una necessità di una riorganizzazione sicuramente, però perché lo vediamo, il fatto che abbiamo dovuto piegare la nostra sanità al privato di fatto, anche con i medici a gettone, rende veramente un dramma essere ammalati e quindi essere presenti ieri all'assemblea a San Giacomo era assolutamente fondamentale per coordinarci, per vedere come segnalare, come comunicare quanto sia importante non dimenticarsi il ruolo della sanità pubblica. Ce lo stiamo un po' dimenticando, stiamo perdendo tantissimo quelli che sono stati dei raggiungimenti, delle conquiste per cui abbiamo lottato tantissimo. Mi vengono in mente i distretti, mi vengono in mente i consultori, ok? Sono dei servizi in cui la ridimensione va a colpire tutti i cittadini, dalla nascita alla morte, di fatto. Certo. E quindi si sta parlando di fragilità. Si parla di fragilità anche quando si entra a rivedere quelli che sono i servizi a Trieste per la malattia mentale, no? Il disturbo mentale. E la riduzione degli stessi, anche in questo caso, sono drammatici sia per le famiglie, ma per gli stessi per chi pazienti, lavora, insomma, certo. No, ecco, questo è un altro capitolo. Per chi lavora la situazione è veramente esasperante. La stanchezza, il numero delle persone che sono in servizio rendono la situazione non solo drammatica,
ma pericolosa. Il numero, diciamocelo, il numero delle aggressioni fatte anche con gli operatori è dovuto al fatto che ci sono persone sempre più stanche, proprio gli operatori sono sempre più stanchi, ma sono sempre in minor numero. Ecco, invece la cosa bella è stata ieri anche questi festeggiamenti del 50° della cooperativa sociale di Basaglia. È stato un momento secondo me molto emozionante. Siamo andati, eravamo lì dalle 18 fino alle 22. E il tempo è passato velocissimamente. Come si dice, il tempo vola quando ci si diverte. Ma non posso dire che si diverte, ovviamente per dire, perché il tema era estremamente interessante. Io ho comunque operato nel sociale, per cui capisco tutte le fatiche di chi lavora in questo contesto. No, chiaro. Ed è stato veramente emozionante. C'è un unico neo. Ho parlato anche con gli organizzatori, mi è stato, perché non riuscivo a spiegarmi, non c'era nessuno della giunta o nessun rappresentante comunale, a parte noi, alcuni consiglieri comunali, ecco, insomma. E questo infatti ho chiesto, ma insomma è stato invitato il comune, perché mi sembrava, diciamocelo, per chi non conosce, perché non tutti i triestini sanno cosa fa questa cooperativa. È stata la prima cooperativa in Italia, grazie anche a tutta l'esperienza dovuta a Basaglia, che in qualche maniera si è messa a servizio della questione dei malati mentali, del lavoro dei malati mentali, per i malati mentali. Devo interromperla solo un attimo, Ricchetti, perché abbiamo Umberto Bosazzi pronto dalla Lega, dall'Adriaco, credo, di poter dire con certezza, si trova in una delle stanze dell'Adriaco per questo primo collegamento mattutino. Buongiorno Umberto. Buongiorno Bernardo, buongiorno alla consigliera Ricchetti, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in quello che potremmo definire il Salone delle Feste dell'Adriaco, perché da qui parte l'edizione 2023 di Bloomsday. Bloomsday, sapete, è la manifestazione che celebra l'Ulisse di Joyce, e noi ne parliamo di questa edizione assieme a Riccardo Cepa, che è il curatore del museo joyciano e che per l'occasione si traveste da Joyce, diciamo, no? Beh, questa è una... buongiorno, innanzitutto grazie dell'invito. Questa è una festa un po' importata, no? Come Halloween, no? Quindi in qualche maniera come dire, deriva degli stilemi, deriva delle cose da Dublino, dove nasce ovviamente il Bloomsday e dove si celebra con grande partecipazione. Una di queste è naturalmente sono gli accessori, come dire, l'abbigliamento vittoriano che in qualche maniera ci riporta in quell'atmosfera. L'altro anno abbiamo visto che molti ospiti, visitatori sono entrati in questo mood, amano insomma travestirsi in qualche maniera, insomma, o segnalare in qualche maniera l'appartenenza al festival, e quindi insomma naturalmente si fa. Insomma. Allora, si incomincia con una colazione che viene offerta proprio all'Adriaco, tra l'altro poi magari quando arriveranno Franco Torricella vi farà vedere, perché gli amici dell'Armonia stanno anche preparando l'azione scenica. Se non ricordo male il capitolo dell'Ulisse che quest'anno viene messo al centro di Bloomsday è il capitolo di Circe, che viene descritto come uno dei capitoli più duri, insomma, se vogliamo, anche più scabrosi per certi aspetti. Perché proprio questo capitolo offre più possibilità di essere, virgolette, messo in scena nei vari momenti? Ma dunque, possiamo dire una cosa abbastanza semplice, nel senso che noi facciamo un capitolo all'anno, quindi prima o poi tocca. Circe è l'episodio più lungo di tutto l'Ulisse, è uno dei più articolati, è onirico, è visionario, sì, anche ci sono delle scene anche molto, molto forti, insomma, assolutamente. È ambientato nel bordello di Bella Cohen.
Cioè quindi in un postribolo del Red District di Dublino, cioè della zona di Monto che viene da Montgomery Street, cioè la via principale di questa zona che era ricca di case di tolleranza, un po' come Cavana, no? E infatti diciamo nel capitolo Circe c'è un cenno, c'è una prostituta che a un certo momento dice evviva la ragazza di Cavan. Cavan è una contea in Irlanda, ma è naturalmente c'è chiaramente un amico, diciamo, una strizzata d'occhio. Quindi abbiamo deciso di mettere in scena quest'anno questo episodio assieme con l'Università di Trieste, che è il partner storico, insomma, del Bloomsday, e con gli altri partner, il Turismo FVG, il Convention Visitor Bureau, e quest'anno abbiamo anche questa nuova collaborazione con l'Ente per il Turismo Irlandese, che in realtà appunto fra l'altro promuove queste colazioni che abbiamo chiamato immersive, perché in qualche maniera si fa colazione, e quindi chiaramente si fa colazione all'irlandese, cioè si fa colazione con... Allora, di quelle che piacciono a me, un po' piuttosto consistenti? Piuttosto consistenti, non può mancare naturalmente il famoso rognone, per chi vuole, non costringeremo nessuno, e contemporaneamente la Compagnia dell'Armonia recita il capitolo quarto, cioè Calipso, appunto intitolato Calipso la colazione, quindi è una colazione immersiva perché siamo dentro il capitolo, dentro il libro. Ci sono tantissimi appuntamenti, cominciamo oggi appunto fra poco più di un'ora, fra poco meno di un'ora, e poi proseguiamo per tutta la giornata. L'ultimo appuntamento, gli ultimi due appuntamenti sono al Museo Voltella alle 21, credo, adesso controllo, non voglio dire robe, con l'azione alle 20:30, con questo spettacolo di musica vocale, in qualche maniera, si chiama Fluido Fiume di Enrico Frattaroli. È uno spettacolo che ha una grande storia, è stato realizzato in molte location prestigiose, a Dublino, al Centre Pompidou, a Parigi, eccetera. Finalmente siamo riusciti a portarlo a Trieste, e poi c'è di nuovo, avremo l'Armonia al Sartorio, con la messa in scena appunto di Circe il Bordello. Abbiamo la mostra di Davide Lippolis, Belle Dame Sanserie, all'inaugurazione del 18 alla Sala Veruda, e abbiamo ancora due appuntamenti al Museo Joyce. Un appuntamento, per la prima volta abbiamo un laboratorio per bambini, dove Circe chiaramente è un personaggio molto meno inquietante, ma è la maga che trasforma in qualche maniera gli uomini in animali, no? E quindi diciamo questo si ripete, si rinnova con la magia dei pop-up di Annalisa Metus, e poi un incontro su questo grande progetto europeo di cui abbiamo parlato più volte, che si intitola Ulysses European Odyssey. Domani abbiamo molti altri appuntamenti. Abbiamo anche degli ospiti straordinari. C'è Baricco, no? Se non mi sbaglio. No, c'è Bergonzoni. Bergonzoni, sì. C'è Bergonzoni che farà diciamo, l'evento di chiusura della domenica alle 18 all'Aula Magna dell'Università, insieme con gli altri ospiti di prestigio, che sono Enrico Terrinoni e Fabio Pedoni, cioè traduttori italiani di Finnegan's Wake. Enrico Terrinoni è anche traduttore di Ulisse, che sarà protagonista anche oggi, farà la conferenza introduttiva assieme a Laura Bellaschiar, che abbiamo intitolato Circe in mezz'ora. Facciamo sempre questa formula molto compatta per raccontare il capitolo all'inizio del festival, e poi domani faremo assieme un appuntamento molto particolare, cioè una conversazione su Svevo e Joyce, perché questo naturalmente è come dire, mai come quest'anno poi si intersecano i due personaggi. Assolutamente, questo è l'anno di Zeno, quindi questo è sicuramente il momento di Bloom nell'anno di Zeno. E quindi parleremo un po' appunto di Svevo e Joyce, di questo rapporto. Enrico Terrinoni sta scrivendo un libro di prossima uscita su questo tema, e poi giocheremo a bocce, perché c'è una foto conservata al Museo Sveviano che forse mostra Svevo e Joyce impegnati in una partita a bocce nella casa in Villa Veneziani. E quindi naturalmente, così come anni fa abbiamo fatto la partita di calcio storica fra la squadra dei personaggi joyciani e la squadra dei personaggi sveviani, quest'anno rinnoviamo la sfida sportiva sul campo, sul pallaio, sul campo del Bocciofilo di San Giovanni.
Okay. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo, ci sono altri appuntamenti da segnalare? Assolutamente, ce ne sono molti, c'è la rappresentazione, come dire, la messa in scena appunto di Circe realizzata dal Teatro Stabile, da Rossetti, con la collaborazione dell'autorità portuale e con la sceneggiatura, la drammatizzazione di Laura Pelaschiari, di Paolo Quazzolo all'Università di Trieste, che viene messa in scena alla Torre dell'Oide, alla Sala delle Colonne, alle ore 21 sabato e poi in replica alle ore 21 la domenica. Poi abbiamo i nostri tour che non mancano mai, sono 3 in questo caso, uno dedicato al rapporto fra Trieste e Dublino, appunto ancora in collaborazione con Turismo Irlandese, uno dedicato, quello classico, guidato da Laura Pelaschiari, che sarà domenica sui passi di Joyce, e uno dedicato a Svevo, naturalmente in questo caso lo faccio io, che sarà domani a partire dalle 11 da Piazza Ortis, quindi dalla statua di Svevo. Allora. E poi non so se ho dimenticato qualcosa, sicuramente sì, però insomma il programma è molto ricco, si trova naturalmente sul sito del Museo Joyce, www.museojoycetrieste.it, ci sono gli appuntamenti enogastronomici che non mancano mai, e c'è il Bloomsday Party di chiusura con i Wooden Legs, che sono un po' la nostra house band, non mancano mai, e quindi insomma è il momento così per festeggiare. Allora, tra l'altro quando Riccardo Cepak parlava anche della collaborazione con l'ente del turismo irlandese, mi sembra che ci sia anche un volo Trieste-Dublino, quindi sì. Questo è, voglio dire, il legame tra le due città, che è un legame anche che nasce dalla cultura, è rinsaldato anche da questo. Resta solo da augurarvi buon lavoro, insomma, anche se insomma, mai come in questo caso, adesso lavoro e divertimento coincidono, insomma divertimento magari nel senso etimologico del termine. Sì, è un grosso sforzo, una gran fatica, è uno sforzo organizzativo molto importante anche per una struttura piccola come il Museo Joyce, però è un grande divertimento, un grande piacere. E effettivamente diciamo che questi nuovi collegamenti, io ho incontrato diversi turisti irlandesi già negli scorsi giorni che sono arrivati da Dublino grazie a questo volo per godersi il Bloomsday in maniera un po' differente rispetto a quello che sono abituati, e quindi è una grande soddisfazione. Approfitto soltanto, Bernardo, poi ti ricedo la linea. Insomma, Sveglia Trieste delle volte è anche zona franca, parlando di cultura britannica, parlando soprattutto dell'uso della lingua inglese. Mi permetto di ricordare, scomparsa ieri, Glenda Jackson, che è un'attrice straordinaria, che credo fosse quella che aveva la pronuncia inglese più perfetta che io abbia mai inteso. Non so se non ho fatto in tempo a controllare se abbia fatto qualcosa di joyciano nella sua carriera, probabilmente no, perché sennò sarebbe sicuramente emerso, però insomma è un personaggio da ricordare anche per l'impegno politico. Pensate che questa si è ritirata completamente dalle scene per 25 anni perché era parlamentare, è ritornata a recitare e ha infilato una serie di premi uno dopo l'altro, quindi insomma un personaggio titanico nel mondo della cultura britannica. Grazie a Riccardo Cepak, buon lavoro anche agli amici dell'Armonia che si stanno preparando. Io ricedo la linea e ci spostiamo tutto da un'altra parte. Grazie Umberto, con il ricco calendario che ci avete anche esposto per questa rassegna. Ricchetti, l'avevo interrotta sui 50 anni della cooperativa Basaglia. Sì, stavo dicendo che Trieste è stata la prima città non solo a porsi il problema con Basaglia dell'apertura dei manicomi, ma anche stata la prima, proprio per lo stesso motivo di fatto, città che ha realizzato, grazie alla cooperativa appunto Basaglia, la possibilità per chi veniva fino a quel momento utilizzato in maniera quasi forzata, nel senso che pochi sanno che i cosiddetti matti veniva utilizzati per i lavori tipo spalare il carbone all'interno dell'ex OPP.
o per le pulizie e così via, ma senza una retribuzione, cioè come l'hanno chiamata ergoterapia, come volontari forzati. Come volontari forzati, okay. Ecco, quindi ridare dignità, ma soprattutto non solo ridare dignità, dare una prospettiva nella propria vita, non dà la possibilità veramente di... Sento... No, no, io penso che sia veramente importante, ecco. Mi dispiace che non ci sia, come dicevo prima del break di cultura, mi dispiace che non ci sia stata una rappresentanza ufficiale, perché era secondo me dovuta e importante anche dal punto di vista del riconoscimento per tutta la città di un ruolo che è fondamentale, perché non va a dare servizio solamente a chi ha disagio mentale, ma anche a tutte le famiglie, no? Che c'era anche, sono state riportate varie situazioni, e come da una condizione di fragilità si possa avere una vita felice e piena, è stato molto, molto bello, molto bello. E lì si è anche sollevato il problema legato alla volontà, insomma, o anche talvolta viene sbandierata come necessità di dover stringere un po' le maglie rispetto alle strutture e rispetto ai servizi. Vedi, io penso sempre che basta fare le cose con intelligenza. È chiaro che ci sono dei servizi che costano molto, certo, di fatto, certo, no? Certo. No, diciamocelo, sì. La sanità costa. Però è anche vero che nel momento stesso che cominci a avere il numero adeguato di personale formato bene, che non sta crollando come succede adesso, tu vai a risparmiare comunque facendo prevenzione. Cioè, io dico sempre, il problema dei bilanci comunali, regionali e nazionali è quello che sono stati in qualche maniera visti per settori, che nella fattispecie capitoli di spesa, ma diciamo per settori. Vado a guardare solo le spese per il personale, quindi se io ho un problema di entrate vado a ridurre il numero delle persone. Banale, facile, si ottiene subito il risultato. Ma in un sistema così difficile, così complesso, se io vado a ridurre il personale, quello che succede è che non posso più fornire determinati servizi, ma probabilmente vado a creare tutta una serie di altre condizioni che poi devo prendermi in carico. Esempio molto semplice, la sicurezza nelle nostre strade. Continuiamo a lamentare dei problemi di sicurezza, dei problemi del fatto che abbiamo questioni proprio legati alla desertificazione delle nostre periferie. Ma questi sono dovuti a tanti fattori contingenti. Il fatto che tutti gli enti abbiano centralizzato i servizi. Una volta c'era il centro civico, le poste, le banche o anche lo sportello, semplicemente lo sportello bancario, in tutte le periferie. Pian pianino tu vai a portare via tutti quei servizi, è chiaro che pian pianino non c'è più presidio nel territori non centrali, dove non ci sono questi servizi. 2, i cittadini devono prendere la macchina e quindi si aumenta il traffico in zone concentrate. E 3, comunque ci ritroviamo al fatto che meno gente e meno sicurezza, chiaramente, no? Perché più c'è
un movimento, diciamo, sì, meno è... più gli occhi, sì, certo. Ci sono più occhi che controllano, no? Chiaro. E quindi è difficile, non è come a casa, non è che quando a casa tu hai dei problemi economici cominci a tagliare con i servizi. Spesso nello Stato, se ci sono problemi economici, in realtà bisognerebbe spendere, che questo fa girare l'economia, fa permettere alla gente di avere il giusto, ma anche di poter spendere soprattutto, e quindi rivitalizza un pochino tutto, ecco. Però queste sono scelte che si vanno a mescolare fra decisioni del pubblico e decisioni del privato. Se al privato, insomma, gli si può chiedere ma non gli si può imporre, perché lei faceva l'esempio magari prima della banca che non ha più lo sportello in periferia ma centralizza tutto nella sede del pieno cuore della città. È chiaro che dispiace, abbiamo visto, mi pare, l'Unicredit che era scomparsa da Prosecco, c'era lì uno sportello che vitalizzava molto anche gli acquisti dei negozi che sono a Prosecco, come ha chiuso o ha comunque ridotto anche la sua attività lo sportello bancario, ne hanno risentito la pescheria, il piccolo market, il panificio. Chiaro. E questo me l'hanno detto proprio gli esercenti, non che me lo invento io, me l'ha detto proprio chi ha poi gestiva il mini market di Prosecco. Ha detto come la banca ha chiuso, io ho avuto un calo drastico di persone che venivano a fare acquisti. Al privato quindi però gli si può chiedere ma non gli si può imporre. Al pubblico invece andrebbe in qualche modo anche evidenziato questo aspetto che non si sposa però col discorso economico. Però qua c'è da fare, secondo me, e qua le faccio la domanda a Richetti, un distinguo. In sanità dobbiamo investire o dobbiamo spendere? Sono due termini diversi. No? Giusto, cioè, corretto. Ormai è diventata azienda sanitaria, sì. E quindi il bilancio deve tornare, però non si può guardare all'euro se devo curare, cioè diventa difficile gestire le due cose, al netto che poi gli amministratori pubblici devono fare queste cose per regolamento, quindi non è che gli si sta dando la croce addosso, però il sistema dei trasporti, il sistema della sanità non andrebbero misurati sul parametro sto a zero. Infatti, cioè la difficoltà, e mi rendo conto che ci sia, non è che sto facendo un discorso così superficiale, la difficoltà è enorme, nel senso che spendere o sviluppare, investire, certo, puoi fare io ho visto per anni, perché avevo comunque amici, riferimenti all'interno della sanità di quanti sprechi c'erano. E questo è reale, gli sprechi c'erano. Ecco, okay? Questa è una voce che bisognerebbe ottimizzare al massimo. È chiaro che... Dovunque, Dovunque. Anche nel pubblico e nel privato. Nel piccolo. Non per forza nel macro settore, anche noi dobbiamo comunque richiamare a una certa etica di comportamenti che permette poi a tutti di stare meglio. Certo. È chiaro che se trovi così, chi è superficiale o chi in malafede anche consuma del pubblico, e questo ricade su tutti. Certo. Cioè, ci dimentichiamo un pochino anche di questo, proprio perché si sta parlando poco del fatto che tu devi essere custode come operatore non solo delle persone, non solo del servizio, ma anche di tutte le cose, perché sei custode di un servizio che è un patrimonio pubblico. Un patrimonio pubblico, ecco. Però attenzione, fare prevenzione può sembrare che sia come dire, spendere molto. Però è anche vero che nei costi che io poi devo andare a mettere a bilancio non sono solo cosa ho speso per fare prevenzione, ma quanto ho risparmiato nell'averla fatta. Certo, non avere ricorso a cure, okay? Che costavano di più. Il fatto, mi è capitato a San Luigi che si dovevano chiudere i medici di base. Sempre più spesso abbiamo chiusure di ambulatori.
Lì i cittadini hanno fatto una raccolta firme per dire è importante che ci sia il medico di base a San Luigi, perché sparisce anche quello. Ricordiamo che San Luigi non ha più uno sportello di banca, per fortuna ancora la posta speriamo che rimanga e quindi in qualche maniera si ovvia lì, non ha dove prendere i biglietti, grazie a Dio che c'è il privato con il bar che è a San Luigi, che dà la possibilità di distribuire biglietti, dà la possibilità di distribuire i giornali quotidiani, perché manca appunto il giornalaio, le edicole, cioè ecco, questo per dire che quando ho parlato con l'azienda sanitaria dell'importanza di intervenire perché ci fosse il medico di base lì, mi è stato detto i medici di base sono personale libero di decidere dove in qualche maniera operare e ad avere l'ambulatorio. E io ho nicchiato un po', ho sorriso perché ho detto, ma signori, qui ci sono 500 firme, cioè vuol dire che ci sono 500, 600, adesso non mi ricordo quando erano, comunque erano considerevoli, persone che stanno chiedendo di avere un ambulatorio lì, è già un pacchetto. Molte volte dietro a 500 firme ci sono 500 famiglie, quindi infatti, diciamo che sono 500 ma possono essere 1000 se moltiplichiamo solo per 1000. 2. Per questo, e infatti questo è stato il discorso vincente che ha permesso di avere 2 medici di base lì. Giusto. Ma questo è un ragionamento che dovrebbe muovere sempre il pubblico. Il pubblico non può essere azienda, il pubblico deve avere una visione completa. Se non avessimo avuto il medico lì, quanti sarebbero stati le persone che si sarebbero rivolte al pronto soccorso direttamente? Giusto. E quindi maggior fila in pronto soccorso, maggior disagio, maggior spesa, è tutto legato, tutto collegato. Dobbiamo andare in pubblicità, quindi ci fermiamo per l'interruzione, ci vediamo tra poco. Riprendiamo la nostra diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Alessandra Richetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Se non abbiamo risposto a eventuali mail che avete mandato è perché non le stiamo ricevendo, c'è un blocco alla nostra linea sia telefonica che web e quindi spiace questo disguido, ma io ho la mail ferma alle 9:58 di ieri e quindi gioco forza se ci avete scritto non ho ricevuto niente, mi dispiace di questo disguido, è un problema tecnico a cui io posso fare veramente niente per risolverlo. Richetti, prima parlavamo della sanità regionale declinata poi anche a quelle che sono le particolarità, Trieste, la psichiatria, i distretti e il medico di famiglia, sono anche i consultori di fatto. I consultori è gravissima la cosa, è gravissima perché intanto perché dobbiamo dare dei dati. L'Italia è il peggior paese a livello europeo per informazione riguardo la salute sessuale, che vuol dire tutto. Dalla prevenzione delle malattie anche la prevenzione delle gravidanze indesiderate, ma anche a una sessualità consapevole negli adolescenti, cioè diciamocelo, cioè ci sono tanti, il consultorio erano stati in qualche maniera ottenuti con grandi lotte un sacco di tempo fa. Già a Trieste avevamo 4 consultori che erano troppo pochi rispetto alla legge che le richiede uno ogni 20.000 abitanti, quindi ce ne dovremmo aver avuti almeno 10. Adesso li riduciamo a 2. Questo è gravissimo. È gravissimo perché intanto non si va comunque ad aumentare il numero del personale, quindi già lì, cioè, se il numero rimane lo stesso, chiaramente già i servizi dei consultori erano troppo
risicati, proprio ridotti all'osso, e quindi facevano fatica ad erogare servizi per tutti. Ricordo che al consultorio potevano andare sia le famiglie, sia le donne, sia gli adolescenti, ma anche le mamme con i bambini nella fase per esempio dell'allattamento. Quindi tutti i problemi legati al primo momento di vita, ecco. Rispetto al passato in cui le famiglie erano presenti tutte intorno al nuovo nascituro e alla puerpera, adesso ci troviamo in una situazione completamente diversa. L'isolamento. E di fatto c'è un isolamento, anche perché le nonne lavorano. Io sono nonna e lavoro di fatto, quindi è difficile stare vicino a una mamma con 2 bambini e darle aiuto. E quindi questo è un servizio che secondo me anche in questo caso si va a risparmiare? No, non si va a risparmiare, perché se aumentano le malattie sessuali, se aumentano anche tutta una serie di altre problematiche, anche connesse anche per esempio con l'allattamento, non si va a risparmiare. Volevo domandarle a tal proposito, anche se diciamo sfuggo un po' dal contesto locale, è un problema che può partire, dico può perché non è che io ne ho i dettagli per poterlo dire con certezza, ma che può partire da quella che è la regolamentazione del welfare, diciamo, della maternità in Italia, perché ci sono paesi dove la questione familiare è trattata in maniera diversa. La donna può stare magari più a casa con lo Stato che ti sovvenziona, ti aiuta con incentivi, lo fa anche la regione, parliamo del cielo, con gli asili nido. Ci sono diverse gestioni della maternità negli altri paesi, ci sono persone che conosco che lavorano oltre confine, mi hanno detto io il primo anno sto a casa, il primo anno dopo la nascita del bambino. Sì, infatti. In Italia, qui non parlo di regione, di Trieste, in Italia non è così, hai quei tot di mesi, te li giossi fra prima e dopo, cioè io non sento mai parlare di una revisione su quello che è il welfare, perché probabilmente costa, probabilmente tutto ciò che è un costo spaventa e non si fa, però in verità c'è un ritorno dietro, bisogna guardare un po' con lungimiranza in questo. Mamma mia, il tema è assolutamente centrato. Ma però non ne parla mai nessuno. Il tema è assolutamente centrato perché, diciamocelo, è inutile dire, mancano 30.000 operatori nel settore dell'edilizia, ok? Mi dirà cosa c'entra? No. Lascio fare il ragionamento, avrà un capo e una coda. Cosa c'entra? C'entra che adesso siamo costretti a richiedere di avere immigrazione per coprire la mancanza di operatori in alcuni settori, ok? Ma questo da dove deriva? Da anni e anni di politica che non efficace nell'ambito della gestione della gioventù, della famiglia. I nostri giovani, dopo anni di studi, investimenti che l'università, dare formazione e cultura ai nostri giovani costa, ok? Diciamocelo, costa. Ma dove ci sarebbe il rientro? Formo bene i miei giovani e poi tutta la comunità avrà come beneficio il fatto di avere bravi ingegneri, bravi fisici, bravi medici, bravi insegnanti. Il fatto che non abbiamo medici, gli ingegneri e i fisici vanno negli altri paesi, è dovuto a tante cose, non solo perché manca il lavoro, ma anche perché manca una politica della casa, diciamocelo, manca una politica sia di calmiera che in qualche maniera calmieri i prezzi per le giovani famiglie e per i giovani che vogliono lasciare la famiglia e vivere da soli. Manca tutta la politica per una natalità, ma non pensata soprattutto per fare figli italiani, ma perché comunque i nostri giovani rimangano qui e possano crearsi una famiglia.
So anch'io di questa situazione, cioè in Slovenia per esempio già da anni, nel primo anno di vita, la mamma può stare a casa. Costa? Sì, però dall'altra parte io ho la possibilità di creare un rapporto con il bambino e quindi di ridurre poi in tutte quelle situazioni di disagio del bambino dopo, no? Quindi ci sono tanti, non vado a spendere per altre cose rispetto alla mamma, cioè si sta puntando su un determinato tipo di valori che è fondamentale a mio avviso, ma dirò di più. In paesi del nord, ecco, quello volevo dire, che sono un po' tutti modelli importati in sì, ma io paesi. dicevo la Slovenia perché sì, era qui vicino. Esatto, ma la Slovenia importa modelli del nord Europa. Sì, poi potrei fare un discorso su cosa ha fatto la Slovenia che noi non abbiamo mai fatto, ma insomma i paesi del nord, ho degli amici che appunto i cui ragazzi sono andati al nord, hanno avuto i bambini, hanno a disposizione completa per il primo anno di vita una persona che li aiuta per 8 ore al giorno e quella persona è a disposizione. Cosa vuol dire? Può tenere il bambino, può andare a fare la spesa, può come dire, fare le pulizie a casa se la madre vuole godersi il bambino. Cioè fa tutte quelle cose, quei servizi che una volta erano dati dalla famiglia, adesso la famiglia è composta da persone che stanno lavorando e quindi non possono aiutare le giovani coppie e quindi lo Stato subentra e dà il servizio. È chiaro che questi qua, quando gli hanno detto ma tornerete mai in Italia, hanno detto ma scherzate? Ma scherzate? Allora, signori, chi ci pagherà le pensioni? Per essere proprio schieti, chi ci pagherà le pensioni? E allora di nuovo quei costi erano costi supportabili o in un'ottica globale, per esempio il fatto che non abbiamo più chi ci pagherà le pensioni e questo diventerà un problema, un grosso problema. È inutile dire no all'immigrazione, sono tutti brutti, cattivi, non li vogliamo, però poi farli passare sotto banco perché ci servono persone assolutamente per il lavoro e non sappiamo dove prenderli. Ha visto i titoli di oggi? Drammatici. Migranti morsi dai topi al Silos, emergenza ma istituzioni assenti. Allora, mi ero informati. Abbiamo una telefonata, Ricchetti, forse si è riparata la linea. Sentiamo, buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno. Pronto? Buongiorno, prego. Posso parlare con Elvio dell'Isola? Buongiorno. Ci dica. La mi senti? Sì. Elvio dell'Isola. Sì, prego. 1932. Allora stavo osservando la gentile signora che mi è simpatica e mi ricorda Isola una frase. Questa è scritta su una casa. Il popolo italiano marcerà sulla strada della grandezza, punto, e rovescerà tutti gli ostacoli che si intrappongono sul suo cammino. Mussolini. Dopo 3 anni, 4 anni, Roma sta in mutande che scampa via tutti. Oggi non cambia la situazione politica in Italia. Ogni partito si denigra e si mangia la volontà un contro l'altro. La signora parla bene, la gesticola e la rotea agli occhi. Tutti da questa politica, quando chi va al governo per decidere per governare la salata, le patate, dare le mangiare, comincia a dire che ma non riusciamo a farlo perché quello che era prima che ha fatto danni. Ecco, cara signora, auguri a lei, mi pare che lei è una signora Richetti e suo padre era sindaco.
Buona giornata a Tele 4. Grazie, ancora con il nome di Richetti che resta iconico del sindaco. Richter. Nasce Richter. Richter, sì, italianizzato Richetti. Diciamo che lo sfogo del signor Elvio è più quello di tanti buoni propositi, ma poi chi va al governo poi non fa niente. Per riassumerla proprio terra a terra. Allora, che fare le cose sia una cosa complicata, questo è sicuro, okay. Certo. Però pian pianino io penso che devi avere perlomeno una prospettiva e poi, diciamocelo, quello che secondo me, a mio avviso, faccio una critica al movimento. Sì. Il movimento crede in dei valori che secondo me sono molto importanti. Quello che ha passato come messaggio, secondo me, in maniera troppo ottimistica, è che sarebbe andato al governo e avrebbe cambiato tutto. E io temevo che sarebbe stato in qualche maniera toccare con mano, perché la politica è fatta comunque di venirsi incontro con le realtà, e lì quindi trovi una situazione ben precisa e non puoi pensare, se non con un terremoto, di buttare giù tutto e rifare completamente, che significa fare una rivoluzione, sì, che è un altro capitolo, no, ok? Certo. Se no, quando entri trovi una macchina che diciamo politica ma anche amministrativa, che è già costituita da persone che lavorano in una certa maniera su determinate leggi, e quindi lavorare e cambiare le cose ti serve ben più di un governo, di una legislatura, okay? Di una legislatura, diciamocelo, bisogna essere chiari. E diciamo che fra aperte e chiuse parentesi, una legislatura in cui c'è una linea, nel senso che oggi governa il centrodestra, che però è una coalizione. Dico però perché ciò che pensa Fratelli d'Italia probabilmente non è perfettamente allineato con ciò che pensa Forza Italia. Ora si legge anche di come si rivoluzionerà il partito del dopo Berlusconi, ma questo è tutto un altro capitolo. Come vince il centrosinistra, c'è una coalizione guidata dal Partito Democratico, perché è comunque il partito che ha il maggior consenso in quell'ala, ma non è allineata al 100% con ciò che può essere la Verdi Sinistra Italiana. Il Movimento 5 Stelle da solo non ha mai governato, quindi non si è mai avuto in qualche modo una prova del 9 di un unico partito, che può essere giusto o sbagliato, perché poi abbiamo visto quando c'è stato un unico partito cosa è successo, però quando c'è un partito gli si dà fiducia e dopo si tirano le somme alla fine, ma sono tanti anni che non si vede, diciamo, una linea unica che non abbia in qualche modo crepe già all'interno. Allora, c'era partito unico, però c'era anche, è anche vero che c'era anche una storia politica diversa, fatta di un popolo italiano che controllava comunque quello che stava a succedere. Quello che stava avvenendo nei palazzi, a divenire, volevo dire. E, adesso negli ultimi 30 anni, diciamocelo, è stato costruito un messaggio per cui basato sullo scontento della gente rispetto alla politica, uno scontento dovuto, assolutamente dovuto, ok? Però si è fatto peggio, perché si è utilizzato quello scontento per far passare un messaggio: i politici sono tutti uguali, i politici fanno tutti la stessa cosa, quindi andare a votare non è importante, non è importante, non serve a nulla. Però posso... Risultato... Sì, poi le dico una cosa. Sì, risultato. Chi sta, quei pochi che stanno lì, fanno quello che vogliono, fanno quello che vogliono, nessuno li controlla più. Il discorso che mi ha fatto lei è un discorso di democrazia, ma una volta, cioè diciamoci, i radicali non erano al governo, ma dei radicali ci ricordiamo un sacco di leggi che sono state fatte per la politica dei radicali. E allora facciamoci delle domande.
perché si riusciva a cambiare e a gestire la politica, modificare, ottenere risultati senza essere al governo e senza essere nemmeno di forza. Certo, no? certo. Però il referendum sull'aborto, anche sulle separazioni, no? Cioè sono stati, piaccia o no, sono stati fatti dei percorsi enormi con quel tipo di politica. Ma perché? Perché c'era la gente, c'era una presenza massiccia di persone che andava lì a dire noi questo vogliamo. Chiaro. Adesso dove sono? Quindi manca anche la Allora partecipazione. diciamocelo, io sono molto anche critica. E sono tutti che si lamentano per la galleria di Montebello, di Piazza Foraggi. Sì. Tutti si lamentano, sento dappertutto, mi chiama per strada Però quando è stata fatta la protesta davanti alla galleria, c'erano persone, altro che, ma per il periodo storico erano tante, perché c'erano 60-70 persone, ma quella piazza doveva essere strapiena. È inutile lamentarsi a casa. Però è un po' ormai lo specchio dei nostri tempi. Sì. E quindi abbiamo la politica che ci meritiamo. Però ecco, dopo abbiamo una telefonata, la passo subito. Uno dei motivi anche per cui la gente si allontana dalla politica, non sarà il principale, ma può essere un punto di partenza, è anche la legge elettorale. Cioè, uno dice è un tecnicismo che interessa a pochi, ma se io che voglio interessarmi di politica vedo che nelle liste nazionali, parlo non del sindaco, non del presidente della regione, sono nomi bloccati e quindi diciamo viene meno la mia possibilità di scegliere un rappresentante, allora mi viene da pensare, allora voi vi fate i giochi a casa vostra. Io cosa ci sto a fare? Bene. Cioè, voto un partito. Io voglio dare fiducia ad Alessandra Ricchetti, Sì, dico qua certo. perché è lei, no? Certo. Però se dopo il suo partito decide che lei non è di quella partita, di quella Certo. squadra, e devo scegliere Pinco, Pallo, Tizio e Caio, io dico, io non vi voto, perché io ho fiducia in una persona che voi non mi state in qualche modo dando la possibilità di essere messa in discussione. Allora, è un punto di partenza, ripeto, sì. è un tecnicismo, perché dopo No, non è un tecnicismo. Però insomma, se già mi blocchi la possibilità di scegliere, a quel punto va a quel Però paese, siamo insomma. sudditi. Allora, ho fatto con i ragazzi, da presidente di circoscrizione, una serie di progetti con le scuole sull'educazione civica. E la cosa che dicevo, in queste occasioni spiegavo quei fondamentali articoli della Costituzione che fanno dell'Italia un paese straordinario. E quando dicevo, ma sapete cosa avete diritto voi come cittadini? Potete votare, e quindi eleggere chi vi rappresenta. Potete creare un partito che rappresenta una certa istanza e potete darvi la disponibilità per essere eletti. Allora, ci sono 3 possibilità, cioè nell'attività devi essere presente però. E io anche ai ragazzi chiedevo sempre qual è il ruolo più attivo. Allora i ragazzi restavano così, ma qualche volta anche gli insegnanti, e poi qualche ragazzo diceva attivo, passivo, grammatica, sì, e quindi votante. Votato o votante, e quindi votare e essere attivi. Certo. Non funziona, non ti rappresenta nessuno, bene, però puoi fare anche tu qualcosa per cambiare, fare un altro partito o essere presente o inserirti. Anch'io non volevo fare politica, lo dico chiaramente, cioè ho sempre fatto volontariato, mi ritrovo con il mio modo di sentire nell'essere una persona attiva, e la politica ti blocco perché la cosa che stai proponendo è bellissima, però non andrà avanti mai perché non hai la mia bandiera, non mi piace, non la capisco, però ci si deve mettere in gioco. In qualche modo. Abbiamo una telefonata, chiedo scusa la pazienza, buongiorno.
Buongiorno. Prego. Io inviterei la signora Richetti a passare nella casa di Puffi, visto il grande lavoro che sta svolgendo la Basaglia in merito alla pulizia. Va bene. Ci mettiamo d'accordo, signora, mi lascia il numero? Cioè, lo lascia non qui, ovviamente, no? Se le fa piacere, io poi passo in redazione No, adesso non capisco se sono in diretta o se Sì, ora siamo in diretta, signora. Se vuole può richiamare e lasciare il numero. Io inviterei la signora Richetti a passare nella casa di Puffi. No, adesso non sto capendo niente, però. No, abbiamo già sentito quanto ha detto. Sì, siamo in diretta. Siamo in diretta. No, per quanto riguarda la pulizia. Sì, le ho proposto semplicemente eventualmente di lasciarmi il riferimento in qualche maniera che l'ha contatto, o mi contatti lei. No, perché sono 3 anni che sto perdendo tempo e nessuno mi ascolta, no? Viviamo in un contesto veramente schifoso. Non so con chi parlare più, perché nessuno mi ascolta. Le pulizie non vengono fatte. Guardi, la consigliera le dà piena disponibilità. Stiamo pagando e nessuno fa niente. Se vuole vi mettiamo in contatto. Se le fa piacere ci sentiamo, o lei contatta me oppure in qualche maniera attraverso il servizio Tele4 che hanno il mio numero. Non capisco niente, io non ho capito niente. Signora, grazie, appena possibile richiami per lasciare il numero e dopo la consigliera Richetti lo recupera. Intanto dobbiamo andare in pubblicità, 9 un minuto. Grazie consigliera Richetti per essere stata con noi questa mattina. Grazie a voi. Buona giornata, buon lavoro. Ci fermiamo per la pubblicità e ci vediamo tra poco. Bello. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo nuovamente in compagnia del dottor Dino Cafagna, ben ritrovato. Sì, buongiorno a tutti. Esperto di storia e cultura triestina che oggi, continuando nella scia delle ultime volte presenti, torniamo a parlare del lapidario tergestino. Sì, del lapidario, del contenuto del lapidario. Adesso avremo a video anche in questo schermo che qui ci sono destra, molti oggetti che sono esposti ma che in verità devono essere spiegati. Ecco. Si vede questo, no? Si vede? Allora, sì, ecco qua, ce l'abbiamo. Sì, l'ultima volta ci siamo lasciati con le vere, no? Abbiamo sottolineato come le vere sono quella specie di balcone che copre la cisterna che sta sotto, ecco. E oggi come oggi non si usano più, ma le cisterne sono sempre state per tantissimo tempo, fino all'avvento dell'acquedotto, soprattutto del Carso, dove noi sappiamo l'acqua ogni volta che piove scompare nelle fessure della terra, e quindi è una zona molto arida. Poter costruire, perché queste strutture come sia le cisterne sia i stagni sono opera dell'uomo, non sono ovviamente così naturali, ecco, la cisterna era importante per raccogliere l'acqua piovana essenzialmente, ecco, no? Che veniva filtrata della sabbia che c'è sotto tutto questo, ecco, e in cima c'era questa vera che aveva significato non solo quella di impedire all'uomo ma anche agli animali attratto dall'acqua di cadere dentro, ecco, ma anche una certa utilità di appoggio per tirare su i vari secchi. Vediamo qui, l'abbiamo visto l'altra volta, come ci sono questi segni, queste vere spesse volte sono molto vecchie, prevalentemente provengono dall'area veneziana come tipologia, e quindi possono essere databili anche sul 1500-1600, quindi molto vecchie, e questo si vede anche dai segni delle corde che hanno usurato in modo incredibile questa pietra, ecco. Vediamo poi la prossima, per cui sono molto importanti. Questa l'abbiamo vista come la vera di Zinzendorf, che era il governatore di allora, che sotto pressione degli abitanti di Opicina, che avevano questa grande mancanza d'acqua, ecco, fece costruire a spesa del comune questa cisterna, sopra la quale c'era questa splendida sfera che ha un cardiglio, cioè un'incisione in cui si dice che grazie a Zinzendorf, grazie al governatore, gli opicinesi possono finalmente avere dell'acqua, ecco. Ovviamente dobbiamo pensare che gli abitanti di Opicina non erano come oggi a migliaia, ma erano qualche centinaia, per cui si dovevano fare la fila per poter utilizzare questo importante elemento. Vediamo un po' la prossima. Per cui sì, dicevo che in questo lapidario, in questo museo di storia e arte, vengono raccolte ormai tante pietre che non servono più, perché grazie all'acquedotto, attorno al 1900, tutte queste cisterne sono state abbandonate. Ovviamente l'acquedotto significa acqua abbondante, pura,
sicura, controllata e così via. Per cui in qualche modo queste vere sono state distrutte, eliminate, alcune sono state salvate, come vediamo un po' in questa foto. Allora, dovremmo avere Umberto Bosazzi in questo collegamento balneare, in quel di Sticco, se non sbaglio. Buongiorno di nuovo Umberto. Non ti vedo in costume. Buongiorno Bernardo, buongiorno anche al tuo ospite e ai telespettatori. Sì, la mia massima concessione al luogo dove sono è essere senza cravatta, per dire la verità. Avevo pensato di presentarmi in Bermuda perché può sembrare strano, ma ne posseggo di più paia, ma quello lo riservo a quando sono in ferie. Siamo in compagnia di Sandra Damjanovic, che è la responsabile della cassa dello stabilimento balneare Sticco Mare e braccio destro del proprietario, insomma, del responsabile. Con lei parleremo, e lo facciamo subito perché forse dopo riusciamo ad essere anche da un'altra parte, facciamo lo stesso discorso che abbiamo fatto ieri con Edvino Jerian, cioè spieghiamo un pochettino che cosa sta dietro l'apertura di uno stabilimento balneare. Prima domanda, per esempio, voi a che ora siete già qua? Beh, io arrivo alle 7:30 del mattino e mi occupo di apertura casse. Precedentemente c'è già il mio collega che allestisce tutto lo stabilimento con i lettini, dopodiché 7:45, 8 arrivano i miei colleghi del bar, della sala, comunque siamo un team di 25 persone. 25 persone. Rotazione su turni, assolutamente sì, e quindi non è che possiamo arrivare alle 8:30 e aprire immediatamente, no, c'è almeno un'ora e mezza di lavoro precedente per poter aprire lo stabilimento nel migliore dei modi. Chiudete? Cioè dopo la chiusura immagino anche che non... La pulizia, bisogna pulire, bisogna spostare i lettini, si spostano i vari tavoli, sedie, se c'è tempo avverso preannunciato per la notte bisogna spostare tutto proprio per evitare poi problematiche, quindi Chiaro. sì, c'è un'altra ora e mezza, 2 di lavoro anche dopo la chiusura. Certo. Poi anche in caso di tempo non buono, mi diceva, cioè immagino che non dovete però chiudere, nel senso perché magari sempre qualcuno viene ugualmente. Veniamo ugualmente la mattina e attendiamo intanto le variazioni del tempo che bene o male varia in continuazione e poi comunque approfittiamo di fare altre cose che possono rimanere in arretrato, la sistemazione dei magazzini, le pulizie dietro, comunque restiamo qua una mezza giornata anche con la pioggia. Sticco Mare è uno stabilimento balneare che innova molto, nel senso che mi diceva prima che anche per quest'estate avete delle iniziative che partiranno Franco Torricelli si è innamorato di questo cormorano. Diciamo così, danno l'idea del vostro impegno, che non è solo ed esclusivamente l'apertura e la chiusura dello stabilimento, va anche oltre. No, certo, stiamo tentando, che adesso finalmente sembrerebbe che ce la faremo, di organizzare degli eventi, un pubblico spettacolo durante la settimana, dovrebbe essere il mercoledì, speriamo che sia così, fino a pochi giorni fa purtroppo per problemi burocratici sembrava un'impresa, invece adesso ce la faremo, quindi work in progress e speriamo il prima possibile. Non voglio entrare in gamba tesa, la questione balneari come concessioni eccetera, non si capisce più niente, per dire la verità. Nel senso... Minucci ha ottenuto la concessione fino al 31/12 del 2033, sia a livello nazionale e europeo, uno dei pochi che è riuscito ad ottenerlo a novembre e quindi noi siamo qui. Ultimissima domanda, perché vedo che c'è già fila alla cassa, quindi poi dobbiamo liberare Sandra, e riguarda proprio questo. Prezzi, come riuscite a venire incontro alle esigenze di appunto, mantenere la struttura, ma anche poi a quelle che sono le esigenze della clientela, insomma le esigenze, diciamo così, che riguardano anche problemi come il carovita eccetera. Diciamo che quest'anno, allora intanto per tenere aperto uno stabilimento 3-4 mesi c'è un lavoro dietro che è annuale. E ci sono stati tanti lavori di ristrutturazione, tante cose che ci ha comportato quest'anno a dover aumentare lievemente i prezzi, non in maniera esagerata, proprio per riuscire a venire incontro a tutti quanti, perché non è che i costi sono aumentati solo per noi qua, ma è aumentato per tutti, in ogni senso, quindi
qualche euro in più che fa comodo alla clientela, nel senso che non pesa magari troppo in confronto agli anni scorsi e fa comodo anche a noi a coprire le... Poi immagino che ci sono anche le formule tipo abbonamenti ed altro, no? Abbiamo sempre i nostri abbonamenti stagionali e i nostri clienti fissi. Allora io ringrazio Sandra Damjanovic per essere stata con noi, la mandiamo di nuovo in cassa perché ho visto che c'era parecchia gente, non so se è entrata, non credo che sia entrata senza magari, insomma, se no ci tocca, questo discorso cade nel nulla. Intervenire. Sì, appunto. Io direi allora, Bernardo, forse riusciamo con una certa velocità ad essere anche da un'altra parte e quindi ti ricedo la linea. Grazie Umberto. Dottor Cafagna, io continuo con le fotografie. Sì, volevo solo dire che... Tra poco abbiamo la pubblicità, però intanto guardiamo questa. Il motivo per cui questo museo è stato così formato era appunto quello di salvare questi pezzi importanti di storia, ecco, che come vediamo quindi abbiamo tante di vere. Ce l'abbiamo a video, adesso arriverà anche di qua. Mantengo questa? Può mantenere questa, sì. Prima questa si va. Sì, volevo solo dire una cosa, ecco, che le velle, l'acqua, le cisterne era importantissimo. Oggi noi abbiamo l'acquedotto e quindi a mezzanotte ci alziamo, prendiamo il bicchiere d'acqua e non ci accorgiamo. Ma una volta l'acqua aveva un grandissimo valore, ecco, si andava a prenderla nella fontana, ecco, 20 litri di acqua significa 20 kg da portare su al quarto e al quinto piano. Ecco, altrettanto importante era anche sul Carso, dove abbiamo detto non c'era dell'acqua, ecco, quindi queste vere in qualche modo venivano anche abbellite da dei simboli. Ecco, uno dei simboli più comuni che si trovano ancora oggi in quelle poche che sono rimaste è questo, che è un simbolo religioso. Ecco, IHS sta a significare dalla parola greca Cristo, essenzialmente un segno religioso che si chiama cristogramma. Ecco, cioè invece di scrivere Gesù Cristo, che sarebbe una parola troppo lunga, non soltanto sulla vera, ma anche la troviamo scritta per esempio sui portoni, sul frontoni così delle case carsiche, ecco, sta a indicare appunto un aspetto religioso, cioè quello di sottolineare come l'acqua è talmente importante da essere un elemento considerato religioso, e quindi questo vuole essere, tra l'altro vediamo che oltre alla scritta c'è anche una croce, vediamo se possiamo un pochettino più zoomare sopra, vediamo sotto il cuore, che è il cuore di Cristo che è morto sulla croce, ecco, e sopra il cuore si intravedono i 3 chiodi che sono i chiodi delle mani e dei piedi, che è stato in qualche modo Gesù crocifisso. Questo significato era semplicemente quello di, da una parte, ringraziare la divinità, Dio, di aver dato questo importante elemento, ma anche, seconda battuta, quella di dirgli per cortesia continua a fornirci questa acqua. Ecco. Aveva un significato anche molto più ampio, quello di allontanare, se vogliamo, di accattivarsi sicuramente Dio e la religione in generale, ma anche quella di cacciare la sfortuna, gli aspetti negativi, la siccità, per dire, ecco, perché l'acqua era importante non solo per esseri umani, ma per il bestiame, per la casa e tutto il resto. E sotto c'era ovviamente sempre la data. Ci sono delle vere che ovviamente sono molto più elaborate, queste sono vere da campagna, quindi sono semplici, ma nelle case dei ricchi possidenti che avevano all'interno del loro corpo una vera, era qualche volta cesellata, aveva delle sculture, erano opere d'arte vere e proprie. Dobbiamo andare in pubblicità. 8 e 9 e un quarto passate da un minuto, breve pausa e ricominciamo tra poco. Riprendiamo la nostra mattina in compagnia del dottor Cafagna. Finito il discorso sull'importanza religiosa di queste strutture, ricordando come quindi in qualche modo il contadino era molto legato alla religiosità, perché chiedeva la protezione dalle disgrazie, dalla grandine, dalla siccità, eccetera. Per cui questi segni hanno questa grande importanza, proprio così di richiamare l'attenzione divina, ma anche quella di allontanare le disgrazie. Se noi andiamo sempre in questo museo possiamo trovare tra le tante cose queste belle 3 sculture che sono la Sacra Famiglia, no? Si vede San Giuseppe, si vede la Madonna, si vede Gesù che sta su una pallona che in verità è il mondo, ecco. Vediamo la prossima se ancora l'ho messa, se mi ricordo, e sotto troviamo un cardiglio che sarebbe un'incisione che racconta, non si vede bene ma insomma ve lo dico io, e scrive che nel 1732 la famiglia Conti ha costruito una cappella, e sopra la cappella ci sono questi personaggi. Vediamo la prossima, vediamo se me la ricordo, ecco.
Ecco, in fronte a questa cappella dei Conti c'era questa immagine che, come vediamo, aveva sia il cardiglio sotto sia le tre figure e altre cose. La chiesa ovviamente che è vecchia del 1732, nel tempo attorno al 1937 il famoso piccone risanatore, cioè quando sotto il fascismo si è voluto abbattere quelle vecchie chiese, si è dovuto abbattere anche la chiesa dei Conti, perché qui parliamo della chiesa della cappella dei cosiddetti Conti, ecco, che è una ricca famiglia che aveva vicino la casa domenicale in qualche modo, ecco. E questa cappella, loro si erano costruiti questa cappella, ma che funzione ha una cappella per i Conti che erano appunto delle persone ricche, benestanti e anche nobili in qualche modo? La funzione era doppia, quella da una parte di non mescolarsi con la popolazione, vicino c'è la chiesa del Beata Vergine del Soccorso, ma se dovevano andare a messa dovevano mettersi in fila con gli altri, ma loro erano nobili, ricchi eccetera, quindi volevano farsi una cappella per essere autonomi, loro essendo proprietari si mettevano ovviamente in prima fila, ma l'altra funzione era quella di dimostrare, era uno status symbol, dimostrare alla popolazione la propria ricchezza, la propria importanza in qualche modo, quindi aveva questo anche secondo significato. Tra l'altro questa cappella era sì privata, ma era aperta al pubblico, metà Cittavecchia ci andava a pregare. Ecco, vediamo le prossime ancora, se vediamo qualche cosina. Ecco la chiesa com'era, che grosso modo dove oggi c'è il palazzo dell'INAIL, per capire, ormai questa sia la via, questa è la via Arena, sia la cappella, sia la casa dei Conti è stata abbattuta ovviamente. I Conti tra l'altro erano una famiglia molto importante, molto ricca, aveva molti possedimenti, ricordiamo che la via Conti proprio si rifà a questa famiglia, per ricordare come in zona avevano dei terreni, ma avevano i terreni anche a Barcola ed erano quindi molto ricchi. A Barcola non solo avevano i terreni, ma erano i proprietari del porto di Cedas. Il porto di Cedas ha qualcosa come 2000 anni, noi sappiamo che era un porto romano, ecco, si può sembrare strano, ma non c'era soltanto la Tergeste romana a Trieste, ma lungo tutta la costa c'erano dei porti, c'erano delle case, c'erano delle abitazioni rurali dove si coltivava, si faceva del vino, dell'olio, oppure anche le pietre. Ricorderemo che esiste la cava romana del 2000 anni fa, e delle pietre di Auresina venivano poi trasportate in tutto il mondo, perché il marmo di Auresina è uno dei più forti, più resistenti, più belli. Ecco, tra cui c'era anche questo porto che era romano, ma che nell'Ottocento era di proprietà della famiglia Conti. Tanto è vero che questi signori, che oltre ad essere ricchi davano lavoro a molte persone, ovviamente anche sostenevano, come era così di moda un po' nell'Ottocento da parte dei nobili, sostenevano la popolazione più debole, quindi facevano della carità in qualche modo, erano molto conosciuti per questo, sia perché ricchi sia perché anche generosi, tanto che furono da parte dell'imperatore Francesco Giuseppe ebbero il titolo di Conti, Conti di Cedassamare. Perché Cedassamare? Perché ovviamente loro erano i proprietari del Cedas, che è a mare, tanto è vero che se voi vi ricordate, dietro al Barcola c'è una via che si chiama via Cedassamare, che si rifà proprio ai Conti diremo così, di cui stiamo parlando, ecco. Quindi erano personaggi molto importanti che però qui avevano la loro casa, diremo così, domenicale o cittadina, come vogliamo definirla, con la chiesa. Vediamo un po' altro. Questa chiesa era molto conosciuta, era molto importante, ma soprattutto divenne importante per questa storia qui della Madonna dei Fiori. Ora, i fiori non sono come si può pensare i fiori che conosciamo noi, ma Fiori era il nome dell'oste che ha scoperto questa figura. L'oste, parliamo così dell'inizio dell'Ottocento, oltre che avere un'osteria aveva anche un pezzo di terreno che lui coltivava, mentre era sotto grosso modo al castello di San Giusto. Mentre zappava trova questo piccolo busto di Madonna col bambino, di cui non si sa niente da dove provenga, che età ha in qualche modo, però non è neanche una fattura particolarmente elaborata, ecco, non è una scultura, però il fatto di essere stata trovata per caso quasi miracolosamente ha fatto sì che questa scultura sia diventata in qualche modo per il popolo un po' miracolosa in qualche modo, ecco. Quindi lui la pose, avendo un'osteria, la pose appunto nell'osteria dove c'era anche un campo delle bocce, ecco. Quindi zoomiamo sulla testa, quindi un giocatore delle bocce si racconta che innervosito per aver perso una partita prese una boccia e la lanciò in alta e colpì la Madonna, vediamo un po' zoomare di più, colpì sulla fronte la Madonna che cominciò a sanguinare. Quindi questa Madonna divenne da subito, perché in poche ore
questa voce si sparse per tutta la città, ecco, la Madonna che sanguina per questo colpo, ecco, e queste macchie sono ancora ben visibili, come vediamo qua, è diventata quindi ancora più miracolosa, ancora più famosa, tanto è vero che quando morì il signor Fiori, questa Madonna venne trasferita nella cappella dei Conti, che abbiamo visto, che diventò quindi una meta importante della cittadinanza di triestina. Metà di Cittadecchia andava lì a pregare, a chiedere in qualche modo, ecco, quindi questa è una cosa interessante, perché questa cappella aveva questa Madonna dei Fiori. Vediamo la prossima, se vediamo. Questa è la cappella, ci sono alcune rare fotografie prima della sua distruzione, vediamo a destra la Madonna messa in questa nicchia, e qui tanti ex voto che pregano, che chiedono alla Madonna vediamo la prossima, che pregano dei miracoli, che pregano dei favori in qualche modo. Questa è sempre la Madonna, vediamo una persona inginocchiata di fronte a queste, sono fotografie rare che sottolineano come la Madonna aveva una nicchia sua bella precisa per questo. Vediamo la prossima, se mi ricordo. Vabbè, allora però questo non basta, perché attorno al 1800, all'inizio dell'Ottocento, ci fu, accanto alla peste che ormai stava diminuendo, ci fu un'altra malattia che colpì in modo epidemico, drammatico la cittadinanza, il colera. Il colera oggi noi sappiamo che è un batterio che libera una sostanza tossica, la quale a sua volta irrita talmente tanto l'intestino da provocare una diarrea profusa, talmente profusa che l'individuo muore per disidratazione, per collasso in qualche modo. Ma allora non si sapeva tutto questo e non ci si sapeva come difendere da questa malattia. Queste epidemie di colera provocavano a Trieste migliaia di morti, ma non avendo i medici erano in qualche modo così disarmati, non avevano nessuna terapia, e quindi il vescovo di allora pensò di utilizzare questa Madonna per fare una processione, portare in giro questa Madonna sperando in un intervento, in un aiuto in qualche modo. E incredibilmente siamo nel 1949, in quel momento, ecco, questa processione, il giorno dopo la malattia scomparve. Incredibilmente non ci fu più l'epidemia, non ci furono più morti, non ci furono più malati, e quindi questa Madonna assunse ancora di più l'aspetto miracoloso, ecco, quindi diventò una Madonna importantissima dove la gente appunto andava a pregare. Abbiamo detto però che la cappella nel 1937 è stata abbattuta, perché come tutte le altre case, tra l'altro sembra è quasi certo che il vescovo Santin di allora si fosse opposto vivacemente di fronte a questa la distruzione di una chiesa che aveva una storia e anche un aspetto religioso importante. Comunque la cappella venne distrutta, abbiamo visto che le statue della facciata vennero salvate, ma la Madonna fu portata momentaneamente a San Giusto, e quando fu costruito questo che è il palazzo dell'INAIL, quel grande palazzo dell'INAIL, lì fu creata una piccola cappella che mostro la freccia perché la gente ci passa e nessuno sa. Vediamo la prossima ancora. Ecco, questa è la cappella dove è custodita la Madonna che abbiamo visto prima, con il sangue, quella ferita, diremo così, rossa in testa, ecco, e quindi se noi passiamo da quelle parti troviamo ancora questa cappella che in modo straordinario è posta esattamente dove prima c'era la cappella che abbiamo detto prima dei Conti, ecco, esattamente sovrapponibile come zona. La cappella non esiste più, ma esiste questa. Una piccola mia considerazione, che anche i santi, anche i miracoli hanno i loro alti e bassi. Questa Madonna nell'Ottocento era osannata come estremamente miracolosa, ecco, oggi è dimenticata da tutti. Non so quanti siano i triestini che passando di là sanno di questa cappelletta, e soprattutto che sanno questa storia è importante, ecco. Con tristezza vedo che è un po' abbandonata, ecco, come una sorta di moda. I triestini non hanno più bisogno di miracoli e quindi l'hanno un po' dimenticata. Vabbè, questa è una mia battuta. Andiamo in pubblicità, 9:30, breve pausa, tra poco. La prossima Ritorniamo in diretta, 9:33 minuti col dottor Dino Cafagna. Eravamo prima. Sì, parlavamo sempre del lapidario, sempre dove troviamo una struttura, un frontale di un portone molto interessante, che però se non sapete la storia non vi dice niente. Ecco. Questa è la casa dei Montecchi, chiamati anche cancellieri, personaggi molto colti, molto importanti. La data del loro inizio grosso modo è 1400, quindi parliamo di una cosa che può essere anche molto vecchia come questa casa del 1400.
Novecento, che erano persone molto colte, conoscevano il latino, il greco, il glagolitico, tutte le lingue anche diremo così vecchie e importanti, ma avevano una certa conoscenza, non per niente erano i cancellieri, cioè avevano un grado importante all'interno del comune. Ecco. Erano molto eruditi e le loro erudizioni le manifestavano anche in questo frontone. Guardate la casa grosso modo è dove oggi c'è la scalinata che porta a Santa Maria Maggiore. Quella scalinata è del 1950, quindi non è vecchissima. Prima c'era questa casa. Vediamo la prossima ancora. Quindi quando voi andate a vedere, quando passate a vedere questo museo, questo lapidario, trovate questa porzione di arco che poi è il frontone che abbiamo visto prima, che così visto non vi dice proprio niente, anche se c'è sottoscritto casa dei cancellieri. Ecco, la storia è questa, vediamo la prossima. Queste persone erano talmente erudite che amavano scrivere su questo portone alcune frasi, alcune in latino, no? Che la prima per esempio dice che il fato investe e coinvolge tutto, eccetera. Ma quello che è interessante è quello che sta sotto, si può un po' aumentare. Sotto il più in fondo? Sopra, ecco. Allora, sopra c'è scritto rotam il fatum, ecco, omne fatum, cioè il fatto coinvolge un po' tutto, eccetera. Sotto c'è una scritta che non si capisce che cos'è, ecco, quella scritta fatta con quelle lettere che non sappiamo cosa sia. È interessante perché tutta la vicenda si svolge proprio su queste lettere. I signori hanno voluto manifestare la loro erudizione, abbiamo detto che sapevano tante lingue, anche lingue morte ovviamente, e hanno voluto scrivere questa frase che tuttora nessuno ha mai capito cosa stanno a significare. Quindi direi quasi che questi cancellieri sono conosciuti solo prevalentemente per aver fatto i furbi, cioè di aver scritto una cosa secoli fa che nessuno finora, le persone più erudite, le persone di storici, le persone che conoscono bene le lingue morte in qualche modo, ha mai riuscito a capire. Quindi il fascino di questo mistero che non è stato sciolto e che forse non si scioglierà mai, perché potremmo anche ipotizzare che questi hanno fatto apposta perché se ne parli, e difatti dei cancellieri si sono dimenticati che hanno vissuto, che hanno fatto delle cose importanti, ma questo resta una cosa curiosa che abbiamo visto prima essere presente. Vediamo ancora la prossima. Questa era proprio la fotografia del frontone ancora sulla casa, ecco, che poi è stata recuperata, è stata salvata e abbiamo visto che è presente. Vediamo ancora la prossima. Sì, tra l'altro vicino c'è anche un pozzo che porta questa scritta 1448, quindi parliamo di una casa molto vecchia. Faccio presente come la città vecchia è in verità molto vecchia, perché era la Tergeste romana. Oggi come oggi voi sapete che ogni volta che si fa uno scavo troviamo sempre qualcosa di romano sotto, perché quella era la Tergeste romana, non oltre. La città vecchia era questo, ma era anche la città medievale. Ecco. In questo caso abbiamo una casa del 1448 che però è stata battuta, in cui ci scrive che Augusto Fecit ha costruito questa casa. Vediamo la prossima, e difatti la pietra che noi troviamo oggi è questa, che di per sé stesso non vi direbbe niente, ma se vi ricordate questa storia che abbiamo appena accennato, è affascinante vedere come abbiamo delle pietre vecchissime in qualche modo che ci raccontano delle storie molto vecchie. Vediamo la prossima ancora. Vabbè, qui ci introduciamo in un altro argomento. Sempre nel lapidario noi possiamo trovare questa scritta semicircolare, che in poche parole si scrive così. È stata scritta dal Candler, che ricorderei è è il più importante storico dell'Ottocento, quindi una persona molto erudita, che ha voluto scrivere questo pezzo di storia che è importante. Cioè la lapide apparentemente poco significato, ma dietro vedrete c'è una storia molto affascinante, in cui c'è scritto che qui c'era la torre e la porta di Riborgo. Vediamo la prossima. Ma che cos'era questa porta di Riborgo? Ricorderei come non solo nel Medioevo, ma anche Roma, Trieste romana, era circondata da delle mura e dalle torri. Ecco, noi abbiamo un documento datato 33 avanti Cristo, un'incisione praticamente, che rappresenta la scritta più vecchia che noi abbiamo su Trieste, in cui c'è scritto che l'imperatore Augusto, che diventerà poi imperatore, insiste per avere ricostruite le mura di Trieste. Ecco, ciò significa che nel 33 non solo Trieste avrà le sue belle mura, ma che prima ancora, ricorderei come Trieste può veramente vantare un sangue blu, perché nel 52 avanti Cristo Giulio Cesare ha fatto di Trieste, che allora era un villaggio così militare, ha fatto una colonia, una città romana con tutti i diritti, tutti i doveri. Il 52 e Giulio Cesare
fece costruire delle mura. Quindi quando qualcuno vi dirà che Trieste era un villaggio di pescatori, non credeteci, perché non si costruisce per un villaggio di pescatori delle mura che vanno dal castello di San Giusto fino al mare, e da via San Michele, dove troviamo ancora alcune porzioni delle mura, fino al Corso, ecco, quindi un perimetro molto grande e molto impegnativo, ecco, perché le mura costavano, erano un impegnativo. Comunque c'è stata probabilmente una battaglia con i Giapidi, che erano diremo così, le popolazioni locali che non volevano sottomettersi ai Romani e che avevano assalito la Trieste di allora, distruggendo le mura, e quindi Ottaviano Augusto nel 33 a.C. vuole ricostruire le mura, che non parleremo qui, ma parleremo di quelle medievali. Grosso modo, voi sapete che sotto Roma la Tergeste romana è stata importante, aveva 12.000 abitanti. Oggi questo numero a qualcuno potrebbe far ridere, ma vi ricordo come Milano ne aveva 40.000, Londra ne aveva 40.000, quindi allora Trieste era una città importante dal punto di vista diremo così, sia numerico sia come importanza, così come città, ed è stata appunto costruita queste mura. Però dopo l'avvento dei Longobardi, dei barbari, che hanno distrutto, ma non solo distrutto, incendiato la città, i triestini che sono tornati non erano più come prima, non erano più numerosi, la città aveva perso la sua importanza, non esisteva più l'impero romano e quindi erano poche migliaia. Grosso modo possiamo dire che del 568 arrivano i Longobardi che distruggono, fino al 1719, che è il momento in cui Carlo VI in qualche modo forma il Portofranco. Ecco, in 1000 anni la popolazione è rimasta sempre sui 5, 6, 7.000 e quindi queste mura sono sempre più o meno rimaste, diremo così, come struttura sempre quella, ecco, come perimetro in qualche modo. E quindi per esempio c'è un bellissimo quadro che tra l'altro non trovate da nessuna parte perché è mio, quindi non lo trovate neanche nei musei, è del 1850 e qui viene rappresentata la porta di Riborgo in qualche modo. Vediamo alcune cose, per esempio, che è un po' diroccata perché i triestini erano pochi, erano poveri e non avevano sicuramente soldi per rifare in continuazione queste mura, che tra l'altro erano grosse 2 metri, alte 5 metri, quindi era un impegnativo. Ma quello che è interessante qui è la porta, ecco. Grosso modo noi sappiamo, per esempio, la prima raffigurazione di Trieste è datata al 1370, ne abbiamo una rappresentazione in qualche modo, ecco, così pittorica, che le torri erano grosso modo 12, ecco, e le porte erano un po' di meno, nel senso che le porte più importanti erano quella di Donota, quella di Riborgo, quella di Cavanna, quella del porto del Mandracchio e di Barbacane. Queste erano le porte importanti. Se un individuo deve assalire una città a cinta di mura, non forzerà sul muro che di per sé stesso ha 2 metri di profondità difficile, ma insisterà sulle porte, e quindi le porte sono, essendo in legno, la parte più delicata, la parte che deve essere maggiormente difesa, e infatti queste porte, quelle importanti, erano tutte diremo così, sopra avevano una torre che serviva appunto a difendere questa zona, dove i militari dall'alto buttavano le frecce, le lance, i sassi, l'olio bollente eccetera per allontanare. Qui tra l'altro c'è una particolarità, non so se si vede, ma sotto scorre un torrente, sì, che oggi non c'è più, è il torrente Pondares che scorreva sotto. A destra vedete ancora in qualche modo il torrente e vedete come c'è un ponte elevatoio sulla porta, quindi il ponte elevatoio veniva ovviamente di fronte al nemico sollevato e quello era un modo per difendere. Questa è una curiosità, ma quello che è interessante, oltre al fatto che queste torri sono malmesse eccetera, che vediamo sopra una chiesetta, sopra la porta una chiesetta, perché la gente che arrivava da fuori di notte queste porte venivano chiuse per paura, ovviamente non si poteva lasciarle aperte. Tutte le porte per regolamento sotto il Medioevo avevano chiuso, eccetto una che si chiamava Donota, nel senso che era una porta che di notte restava aperta solo in presenza comunque di un magistrato, non restava così, e quindi la parola Donota deriva dal fatto che questa era l'unica porta che era aperta di notte, ecco, se vi può incuriosare. Ma in questo caso vediamo una cosa particolare, che qui c'è sì una porta importante, la porta di Riborgo era in assoluto la più importante, perché qui ci arrivavano le strade che arrivavano da Aquileia, quindi dall'Italia, e da Vienna, ecco, qui si formava, quindi era un punto molto importante, da cui si veniva poi introdotti. Abbiamo citato la chiesa, appunto perché la gente che arrivava di notte non poteva entrare, si soffermava. All'inizio, all'alba, che la porta si apriva, c'era la possibilità quindi di andare a pregare in questa chiesetta. Ma a parte questo,
questo quello che è interessante è vedere come questa porta sia controllata da 2 torri, è talmente importante, è talmente larga, talmente importante per la sua difesa che qui abbiamo ben 2 torri dove all'interno, nei momenti di guerra ovviamente, c'erano dei militari che appunto serviva per in qualche modo contrastare l'eventuale nemico. Ecco. La zona Riborgo, perché Riborgo? Ecco, perché era una zona, cosa significa Riborgo? Ecco, tra l'altro ricordiamoci che esiste oggi un largo Riborgo esattamente dove stiamo parlando adesso, lì c'era la torre Riborgo ed è rimasta, così per ricordo, come largo Riborgo, ecco, dove troviamo il palazzo Rosso in qualche modo, il Castello Rosso, dove troviamo il Teatro Romano, qui era la zona che stiamo parlando. Difatti a destra vediamo le saline, allora le saline, e questa zona più o meno, ripeto, possiamo oggi considerarla il largo Riborgo. La parola Riborgo deriva dal fatto che questa porta era in mezzo a 3 borghi, ecco, 3 borghi medievali, un punto di incontro di 3 borghi, per cui Triborgo, poi la popolazione l'ha trasformato in Riborgo per ricordare il nome. Quindi è una porta importante. Vediamo un po' la prossima. Questa è una rara rappresentazione di come era la torre, che vediamo era abbastanza importante, perché abbiamo un po' l'entrata bassa, ma poi avevamo dei piani molto elevati. Ecco, questo prima di essere abbattuta, la porta è stata abbattuta nel 1750, la torre è rimasta fino al 1857 per la sua importanza, perché era un punto di riferimento storico. Vediamo la prossima. Perché è stata costruita quella casa che vediamo lì all'angolo con le frecce, perché la torre è stata battuta, la casa è stata costruita, ma si è voluto ricordare la torre come? Con questo disegno. In blu abbiamo il disegno della torre che era rimasta, questa casa tra l'altro non c'è più, ma abbiamo questa bella fotografia in cui si vede l'entrata, il bugnato di sotto, le varie finestre, abbiamo perfino diremo così, la copertura diremo così, sopra tipica, la merlatura tipica in qualche modo, e la freccia rossa esattamente quella scritta semicircolare che abbiamo visto all'inizio, dettata dal Kandler. Di tutto questo è stata abbattuta la casa, è stata abbattuta la torre, ma la scritta di Kandler è stata custodita. Vediamo la prossima. Questa è quella via centrale e l'attuale via Donota. Questi palazzi non ci sono più, ecco. L'altra è la via degli artisti, per dire, ecco, però la via centrale, per capire bene, è l'inizio di via Donota, dove noi conosciamo, e vediamo come in rosso la casa che aveva ancora questa cappella, quindi come vedete da quella pietra circolare non leggibile, non comprensibile, abbiamo rifatto la storia di questa importante porta che si chiama appunto Porta e Torre di Riborgo. Vediamo la prossima. Vabbè, qui parliamo di un altro argomento, anche qua una pietra che è un po' semplice, banale, però è datata 1770 e ci dice che Vito Cosma ha costruito il Tempio di Sant'Antonio, noi aggiungiamo nuovo, ecco, vediamo la prossima. Sì, perché la chiesa di Sant'Antonio non è quella che noi conosciamo oggi, prima c'era una chiesetta più piccola. Ora, il borgo teresiano all'inizio ovviamente contava poche centinaia di persone e si è voluto comunque costruire una chiesa di tipo barocco, come vediamo adesso qui, ecco, ma era piccolina, più o meno dove oggi c'è, ecco, però era un terzo come lunghezza e come grandezza di quella che è oggi. Abbiamo un collegamento. Abbiamo, sì, collega Umberto Bosazzi, che vedo che è in compagnia dell'assessore Sandra Savino, nonché sottosegretaria al MEF, oggi credo però proprio nelle vesti di assessore comunale agli affari generali e servizi cimiteriali, perché lo vedo a Sant'Anna de Duco. Buongiorno. Sì, Bernardo, io intanto, siccome sento pochissimo da studio, prendo intanto la linea perché abbiamo trattenuto l'assessore Savino, che ringraziamo. Siamo in cimitero, al cimitero di Sant'Anna, siamo al campo 4 dove sono state, diciamo così, è stato presentato al pubblico un intervento di manutenzione e ristrutturazione di alcune tombe di finanzieri, se non mi sbaglio, di 2 finanzieri, intervento operato dalla scuola edile, no? Se non mi sbaglio. Sì, esattamente, la scuola edile, questi ragazzi bravissimi che dalla teoria sono passati alla pratica, si sono occupati del ripristino di questi 2 manufatti funerari che ricordano 2 finanzieri giovanissimi caduti in servizio
intorno ai primi del Novecento, 1920. Quindi si fanno delle considerazioni molteplici. Uno, innanzitutto, che questi ragazzi, attraverso anche questa convenzione con il Comune, hanno potuto dalla teoria proprio passare alla pratica, quindi al restauro. Seconda, c'è la tutela, credo importante, anche dell'arte funeraria che specialmente in questo cimitero è presente con opere anche di importanti scultori. E poi indubbiamente perché questi due finanzieri rappresentano anche il corpo della Guardia di Finanza. Guardia di Finanza che in una regione poi di confine come la nostra, il confine non è più confine, però sì, chiamiamola, rimane un po', come dire, no? La possibilità di controllare soprattutto e tutelare sia l'economia in primis, ma ovviamente anche le persone. Perciò questo è un tema che va sottolineato. Va sottolineato anche perché questi due finanzieri sono morti in servizio proprio, ed è chiaro che è un tributo anche a tutto il lavoro e alla grandissima stima che abbiamo nei confronti del Corpo della Guardia di Finanza. Io le faccio ancora una domanda, Assessore, poi la lascio perché so che sarà in Piazza Unità per questa importante... piene di bestie qua, c'è un'importante cerimonia, chiedo scusa. E le chiedo, non vorrei che questa domanda sembrasse un'entrata in scivolata, ma gliela devo fare. Post Berlusconi, se ne parla, si legge di tutto e di più. Al momento che cosa lei riesce in qualche modo, diciamo, a captare? Ma in questo momento innanzitutto c'è la volontà di superare questo dolore enorme, perché per noi è un dolore inimmaginabile. E perciò bisogna un po' cercare di comprenderlo, di digerirlo, diciamo, no? Dopodiché credo che nella volontà di tutti, specialmente i vertici di Forza Italia, ci sia la volontà, la voglia e anche l'obbligo morale di proseguire in quel disegno politico che lui ci ha insegnato, che lui ha iniziato nella volontà, poi ottenendo anche il risultato di un centrodestra unito, un centrodestra che comunque, come abbiamo visto, unito vince dappertutto. Perciò credo che lascerei perdere polemiche o idee di supremazia di uno rispetto all'altro. Noi abbiamo un obbligo che è quello di onorare la sua memoria sempre e di tenere ben presenti quelli che sono stati i suoi insegnamenti. Quindi sono convinta che questo avverrà, perché li abbiamo voluto tutti tanto bene e lui si merita di essere ricordato e di essere onorato nel migliore dei modi. Solo le parole della Premier Meloni mi hanno anche un po' commosso e confortato, dicendo sarà orgoglioso dei risultati che porteremo, che sono quei risultati che lui in qualche modo ha cercato e voluto fortemente. Grazie allora all'assessore Savino, la lasciamo, come si fa in questi casi? Passo dietro così? Grazie, no, vabbè, c'è anche, grazie Assessore, buona giornata anche lei. Allora io, Bernardo, se sei d'accordo, tra un po' ci spostiamo proprio sulla zona dove sono state restaurate queste tombe, troveremo qualcuno della scuola edile al quale potremo chiedere qualche cosa. Bene Umberto, grazie, tieni a mente solo mancano 8 minuti alla fine della diretta, così, giusto per la gestione dei tempi. Bene. Vado a chiamare. Chi? Ecco, intanto che il collega si organizza, noi eravamo alla chiesa di Sant'Antonio. Ma dal bagno è passato qua? Beh, insomma... Che veloce, è come Nebo Kid, viaggia velocemente. Nonostante il traffico. Sì, appunto. Dicevamo di questa chiesa, vabbè, sì, questa è la prima chiesa, ecco, notate una cosa, al centro c'è Sant'Antonio, ecco. Perché è nata questa chiesa, tra l'altro? È una cosa anche interessante, perché si chiama Sant'Antonio Nuovo, perché c'è il nuovo? Evidentemente ci deve essere un vecchio, ecco. Il vecchio è quella che oggi noi chiamiamo Beata Vergine del Soccorso, che in precedenza per tantissimo tempo veniva chiamata Sant'Antonio, ecco, perché
perché era una chiesa, si racconta come anzi Sant'Antonio sia passato di qua. Sant'Antonio era un frate molto abile nel parlare, molto affascinante e così via, per cui i suoi, diremo così, capi hanno deciso di non tenerlo fermo in un monastero, ma di mandarlo in giro a predicare, a fare un po' di pubblicità, se abbiamo così. E lui era talmente affascinante nel parlare che la gente lo ascoltava. È venuto anche a Trieste attorno al 1250 a Trieste, dove si è fermato un paio di giorni in una zona che poi è quella della chiesa di Beata Vergine del Soccorso, dove è stato, quando lui è passato, hanno costruito una piccola cappella che è diventata poi una chiesa e che si chiamava appunto chiesa di Sant'Antonio Vecchio. Però in questa chiesa c'erano due gruppi importanti. Uno dei nobili, ricorderei che già nel 1250 i nobili in questa chiesa, quella di Beata Vergine del Soccorso o Sant'Antonio come vogliamo chiamarla, avevano fatto la loro sede e quindi la confraternita dei nobili c'era in questa chiesa, ma accanto nel tempo si è formata anche un'altra confraternita di Sant'Antonio che inglobava tutti quelli non nobili in qualche modo, quindi la gente semplice, il ricco commerciante, l'imprenditore e anche il nobile che non faceva parte di quella casta dei 13 casati in qualche modo. Ma durante le processioni avveniva sempre delle baruffe, sempre delle contrasti, qualche volta anche si veniva alle mani perché i nobili volevano essere per primi, portare diremo così, gli oggetti più importanti, portarli per primi, e loro viceversa volevano essere loro. Ecco, dopo queste baruffe si resero conto che non si poteva vivere così e andarono, visto che si formava una nuova chiesa in quello della zona del Borgo Teresiano, andarono quindi a sostenere anche economicamente la formazione di questa chiesa, che si chiamò quindi Sant'Antonio Nuovo per differenziarlo ovviamente la vecchia, per questa curiosità. Ritornando a noi, ecco che Sant'Antonio lo troviamo sopra, giriamo la pagina, che è esattamente quel Sant'Antonio che oggi noi vediamo quando al lato entriamo in quella piccola cappella che si trova in via Ponchielli, se non sbaglio, no? Ecco, questo è il Sant'Antonio che noi troviamo, quindi ha una storia molto molto affascinante. Quella pietra quindi che abbiamo visto all'inizio, in cui c'è scritto che nel 1770 è stata costruita dall'architetto, ecco, si rifà a questa storia molto affascinante, che poi nel 1840, quando la città vecchia, scusate, la città nuova, quindi Borgo Teresiano, diventava sempre più numeroso, sempre più palazzi, quella chiesetta era troppo piccola, troppo edificata, non era sufficiente, e quindi si è costruita quella che noi conosciamo, la Sant'Antonio Nuovo, che è molto più grande, di stile neoclassico, con colonne, con gradini, eccetera, che conteneva quindi queste persone. Di nuovo con Umberto Bosazzi in queste ultime battute finali, penso con qualcuno della scuola edile. Sì, Bernardo, siamo in compagnia di Walter Lorenzi, che è il direttore della scuola edile. Adesso anche attraverso Franco Torricella documenteremo il lavoro eseguito dai ragazzi che si trovano, dalle ragazze e dai ragazzi che si trovano alle mie spalle. Diciamo subito che, lo ha sottolineato anche prima l'assessore Savino, è anche importante per la scuola edile questa, diciamo, forse improprio come termine, collaborazione con il comune. Assolutamente, è importantissima, perché i ragazzi possono apprendere in un ambiente reale quello che stanno imparando ai nostri laboratori, per cui è fondamentale. Abbiamo oggi una piccola rappresentanza perché i ragazzi hanno finito il corso ieri, si sono qualificati ieri, quindi hanno appena finito il terzo anno del corso addetto alle lavorazioni artistiche in edilizia, quindi con grande soddisfazione siamo qua oggi a raccontare una parte del loro percorso. Quindi volevo ringraziare in particolare la Regione, in qualche maniera, che finanzia la scuola edile, finanzia i corsi, e ovviamente la professoressa Nevia che li ha seguiti, e i ragazzi stessi che sono stati bravissimi, perché lavorare in questo contesto non è sempre semplice. No. In che cosa è consistito l'intervento? È consistito praticamente nel rimettere a nuovo, perché se guardate queste due lapidi erano in condizioni veramente rovinate dal tempo, dagli intemperie, stiamo parlando di lapidi che hanno tanti anni, di due giovani finanzieri, quindi ha anche un doppio valore simbolico questa azione, per cui devo dire che sono estremamente contento del lavoro dei nostri ragazzi e ringrazio tutti. Insomma. Allora come si chiamano i ragazzi? Facciamo dire i nomi, dai, insomma, sì, i nomi, quelli che ci sono, sì, logicamente. Ivana, Sofia Lucarini, Liam Frankovic, Lorenzo Luglio. Che giovane, però. Allora, abbiamo detto anche i nomi. Io direi, Bernardo, dal cimitero di Sant'Anna è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Umberto.
Grazie per il collegamento e complimenti ai ragazzi e alla scuola edile. Dottor Cafagna, abbiamo tempo 2 minuti e mezzo vediamo, per non mi ricordo chiudere di più cosa c'è, vediamo. Con questa mattinata. Questa è una rappresentazione nel 1782 di Trieste. Ecco, se possiamo ingrandire un pochino, a prescindere dal fatto che qui siamo in Ponte Rosso, quello che vedete è proprio il primo Ponte Rosso che era in legno, era dipinto di rosso, da cui il concetto di Ponte Rosso, e se guardiamo un po' in centro vediamo che c'è una rottura in qualche modo, semplicemente perché ovviamente per entrare all'interno del Canal Grande bisognava aprire il ponte, quindi questo ponte si apriva così da una parte all'altra, no, proprio così di lato, essenzialmente, e difatti la gente ci cammina, ma quando c'era da alzarsi, ricorderei come l'ampiezza sì, vedete quella riga, ecco, in mezzo, significa che appunto veniva spostato di lato, in qualche modo fa passare le barche che vediamo in fondo. Tra l'altro è una bellissima stampa in cui si vedono tutte queste corde, tutta questa minuziosità di particolari. Ricordo che comunque il Canal Grande come oggi, esattamente come è là, quindi dobbiamo fare un po' di sforzo di fantasia e pensare come queste barche, più spesse volte anche molto grandi, riuscivano a entrare all'interno del Canal Grande per depositare ai lati, perché questa era praticamente una sorta di porto, depositare le varie elementi. In fondo, se riusciamo a focalizzare, quella che si vede ancora è la vecchia chiesa settecentesca, come l'abbiamo vista prima, ecco, in stile gotico, per ricordare come ci sono queste rappresentazioni. Ovviamente le case di destra e sinistra non esistono più perché sono state sostituite da palazzi, ecco, però questa è una splendida stampa che ci ricorda una Trieste del Settecento che non c'è più, ma soprattutto con questa ponte, ecco, che ha dato il nome a tutto, che poi è stato un ponte d'inferno, poi un ponte, come abbiamo visto oggi, come oggi, di pietra. Vediamo la prossima. Vabbè, qui siamo un po' sul complesso, direi vabbè, qui ci fermiamo ovviamente perché cominciamo da qui, magari la prossima casomai volta. La prossima volta cominciamo da qui, chiaramente. Ecco, questo solo per dire come queste pietre, anche questa che vediamo, di per sé voi ci passate, vedete bella, carina, ma sotto c'è tutta una storia molto affascinante. Abbiamo visto che una semplice pietra ci racconta una storia di Trieste che diventa sicuramente sempre suggestiva, sempre suggettante. Grazie dottor Cafagna. Ci vediamo la prossima volta. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a tutti, per averci grazie ai seguito. telespettatori. Arrivederci.